Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Sponsored by www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Buona serata a tutti dagli studi di Via Oslavia, pronti come sempre per LCN Stadio. Un cordiale saluto da Stefano Bolotta, qui con me mister Giulio Invernizzi. Ciao mister. Ciao Stefano, ciao a tutti. Che torna a farci compagnia per raccontarvi la partita del Lecco di oggi, la trasferta di Padova in terra veneta. E che trasferta difficile contro una delle formazioni più forti del campionato. A breve cercheremo anche di darvi qualche curiosità, qualche statistica relativa a questa partita. Fausto Riva in regia salutiamo come sempre. A breve ci connette con il nostro Matteo Bonacina, che è naturalmente inviato all'Euganeo di Padova per raccontare anche con immagini, con le sue foto, con la cronaca poi questa sera anche le interviste, la partita del Lecco, valida per la 27esima giornata del campionato di Serie C 2021-22 Girone A. Con magari diamo già uno sguardo alle formazioni in attesa di collegarci con Matteo. L'arbitro è il signor Giulio Basile di Chieti, con Veronica Vettorel di Latina e Eugenio Scarpa di Collegno come quarto uomo. Scusate, questi sono i guardini. L'arbitro è Adalberto Fiero di Pistoia. Matteo, mi senti? Sì, perfettamente. Ciao Matteo, non abbiamo ancora dato le formazioni, però insomma vediamo subito, lo anticipo ai nostri amici a casa. Non ci sono Buso e Ganz, che sono stati due dei grandi protagonisti delle ultime partite, delle ultime vittorie del Lecco, partono dalla panca. Come vedi questa coppia Nepi-Petrovic dall'inizio in avanti? Sì, che tra l'altro poi se andiamo a vedere ci sono 6 under, più Petrovic che vabbè, non fa quota under perché è straniero, ma rimane un under 99. Esatto. Quindi intanto c'eravamo Rolando premiati, uno per le 100, scusate, 200 precedente col Padova e uno per i 100 con dei professionisti che ha fatto nel fine settimana. Vabbè, cose che riguardano loro. Giustamente ci sono Ganz e Buso, scelta tecnica, perché poi Ganz ha giocato veramente tutte le partite, sì. Un periodo che magari si può profilare un ingresso nella ripresa, le cose andranno per il meglio, insomma. Raccontaci un po' la situazione ambientale, condizioni del campo, meteo, spalti, gremiti o no? Il campo mi sembra in buone condizioni, c'ha un classico campo d'erba invernale, di erba bassa, ma il campo mi sembra buono, anche perché comunque nelle zone in cui ci sono riscaldati i portieri, quindi davanti alle due porte, proprio in questo momento sta passando il controllo per appianare eventuali irregolarità del fondo, quindi direi campo curato adeguatamente per quello che comunque è una squadra che vuole giocare a calcio, quella di casa, e quindi sicuramente ha bisogno di un fondo adeguato. Mi sembra veramente in buone condizioni, c'è qualche rappezzo poi là, si vede, ma non mi sembra irregolare il terreno, che poi è la cosa più importante. Sono d'accordo con te. Senti, c'è grande interesse, naturalmente curiosità per l'esordio di Vasic dal primo minuto. Certo, Vasic che ovviamente, come sapete, nel Padova ha rinnovato fino al 2026, 5 minuti prima di venire a Lecco, e poi si è trasferito per la grande cifra di 1.000 euro in prestito alla Forza Lecco, insomma, questo anche per dare economico. Questa chance titolare che gli viene concessa, scusate, da mister Luciano De Paola, adesso credo che sarà sulla sinistra, considerato che poi sulla destra ci sarà Nesta, il Nesta, bravo, intanto vedo anche le correre contro i nostri collegati. Al di là di questo
dicevo, sicuramente poi Nesta sulla destra, Basi sulla sinistra, in mezzo Masini e Craia, quindi completamente under la mediana, vediamo. È sicuramente una scelta ambiziosa di Mister De Paola, anche perché il discorso minutaggio è relativo, perché oltre il quinto giovane la quota minutaggio non si accumula più, è da 3 a 5, certo, si fanno i minuti, quindi insomma, è una scelta tecnica precisa. Una partita comunque resta, no Matteo, poi ti lasciamo perché a breve probabilmente le squadre si prepareranno per iniziare la partita. Una partita difficile perché il Padova non perde, se non ho visto male, tipo dal 25 ottobre, scusami, 25 ottobre, con la bravo. Feral Pisalò, che è stata poi, guarda caso, anche l'ultima a infliggere la sconfitta al Lecco. Esatto, che poi la Feral Pisalò dopo Lecco non ha perso solo una partita a Renate per 18-19 partite, quindi dopo aver trovato noi, le squadre hanno avuto delle reazioni positive o negative sul percorso a lungo termine. Poi sai, la legge dei grandi numeri è quella che è: il Padova ha subito gol in casa dalla Pro Patria nell'ultima interna, però non lo prendeva da un po' di tempo, quindi sicuramente in casa è una squadra molto solida, è a 8 punti dal Sudtirol, perché il Sudtirol non ha una macchina quasi perfetta, però il campionato del Padova è comunque di grandissimo spessore. Sì, assolutamente. Va bene Matteo, grazie, ci sentiamo alla fine dei primi 45 minuti, con te ci colleghiamo più tardi, va bene? Assolutamente, ciao. A dopo, ciao Matteo, buon lavoro. E ci ha raggiunto, è arrivato il nostro Beppe Mazzoleni. Ciao Beppe. Ciao. A cui vado subito a chiedere, no? Partita difficile, visto che facevi gesti scaramantici, no? Quando ho citato da quanto tempo non perde il Padova, eccetera. Però resta sicuramente una partita affascinante. L'andata, ci ricordiamo, un 3-2 pirotecnico per il Lecco, che fu proprio, forse, se vogliamo, la partita dopo la quale spartiacque della stagione. Certo. Resta una partita di grande fascino. Il Lecco, qualcuno diceva oggi, non ha molto da perdere comunque. Rubo 10 secondi per una precisazione a degli ascoltatori e amici che mi hanno segnalato che sono sempre qua in cronaca col giubbetto e il marsupio. Non è che i colleghi mi rubano, è solo che sono freddoloso. Il riscaldamento va, però mi tengo il giubbetto, perché mi hanno detto: hai paura che ti rubino? No. Io la sciarpa per problemi alla cervicale. Così, banalità. Tornando a cose molto più serie, non è vero, come ha detto Mister De Paola, che non ha niente da perdere. Parzialmente è vero, perché il Lecco sta costruendo, da quando è arrivato lui, un campionato di tutto rispetto, e fare un risultato positivo in quel di Padova contro le premesse le hai già date tu Stefano, sarebbe non solo dal punto di vista dell'umore della squadra, insomma del positivismo, ma soprattutto, oltre a muovere la classifica, darebbe maggiore consapevolezza agli uomini di Mister De Paola, frutto anche dalle ultime partite, dalle discrete prestazioni che hanno messo in campo, e quindi potrebbe anche essere il viatico per una piccola scalata di classifica che abbiamo già analizzato domenica scorsa, in cui ci sono 3-4 squadre chiuse in 2 punti, e essere quinto, perché io considero le 4 di testa già andate, essere quinto o settimo, ottavo cambia moltissimo in prospettiva playoff, perché io sono positivo di natura, e insomma questo Lecco sta lottando per le posizioni vicine all'alta classifica, quindi si giocherebbe un posto importante per i playoff. Andiamo a vedere le formazioni, visto che abbiamo detto di alcune scelte già nel collegamento con il nostro Matteo Bonacina. Lecco che schiera Pissardo in porta, i 2 esterni saranno Zeliak a destra, Enrici confermato titolare a sinistra, Marzorati e Battistini i 2 difensori centrali, Kraja Masini confermata coppia di centrocampo. Vediamo anche in grafica il nostro Fausto prontamente manda le 2 formazioni. C'è l'esordio di Vasic, a questo punto noi lo aspettiamo, come abbiamo detto, a sinistra con Nesta a destra. Resta il fatto che possono tranquillamente alternarsi, saremo anche a vedere. Nepi che farà presumibilmente il centravanti con Petrovic, vedremo poi chi si muoverà attorno a chi, no mister? Adesso poi magari ce lo spiegherai bene tu. È una coppia comunque inedita dal primo minuto questa
Per quanto riguarda le scelte di De Paola, risponde Pavanel con un 4-3-3 abbastanza classico, Donnarumma in porta, Germano, Monaco, Aieti e Curcio, la linea centrale, la linea difensiva da sinistra verso destra, con Dezzi e Rajek che saranno le mezzali, Ronaldo naturalmente per nel centrocampo, Chiricò, Bifulco in appoggio davanti a Ceravolo, 22 gol in 3, tanta roba, veramente la potenzialità offensiva di questa squadra. Abbiamo detto dell'arbitro che è il signor Adalberto Fiero di Pistoia. Mister, ti convince questo assetto tattico del Lecco che va a giocarsi questa partita contro una squadra il cui tasso tecnico, l'abbiamo detto, è altissima, con queste scelte? Ma allora, la squadra bene o male è quella che comunque diciamo, come modulo sta giocando nell'ultimo periodo, questo 4-4-2. Posso capire la scelta di Vasic, visto che è un giocatore in prestito, sicuramente vorrà farsi vedere dai suoi ex compagni, e poi vedo che comunque questo turnover che praticamente è diventato un po' una costante, può sempre comunque creare delle situazioni di stimolo un po' per tutti. Fino adesso ho pagato, cose che magari prima con Zironelli, che magari era un po' più diciamo su un certo tipo di formazione, con magari un cambio o massimo 2 per ogni domenica, vedo che invece De Paola riesce a tenere un po' tutti diciamo accesi, perché il fatto di buttare dentro come oggi Nesta, Vasic e Nepi in una partita importante vuol dire che comunque vuole dargli la chance anche a loro, e questo a quanto pare sta un attimino un po' facendo la differenza in una squadra che sembrava, diciamo, destinata a fare i play out, e adesso, come diceva prima, la stiamo vedendo proiettata per un finale di campionato, se si mantiene questo passo, destinato a fare i playoff. Sì. Staremo a vedere. Entrano in campo le squadre, manca poco all'inizio della partita. Io chiedo a Fausto, non so se dobbiamo andare in pubblicità prima della partita. Prendiamo il primo break, torniamo subito. www.leccochannel.it. The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio e a breve entriamo anche in cronaca, perché è tutto pronto per l'inizio di questa partita tra Padova e Lecco. State definite anche due cooperative del gol, perché sono le due formazioni che mandano in rete il maggior numero di uomini nel girone A. 15 marcatori diversi per il Padova, 14 per il Lecco, anche se poi va detto magari con una distribuzione diversa, perché loro hanno Ceravolo 10 gol, Chirico 8, dei bomber comunque possiamo definirli così, no mister? Mentre magari noi ci affidiamo più a Ganz più che altro per le reti, che però quest'oggi è in panchina. Va detto Ganz che da quando poi ha trovato lo schieramento da titolare nelle scelte di De Paola ha siglato 5 gol nelle ultime 4 partite, dunque in grande forma, ma quest'oggi almeno dall'inizio il Lecco non potrà fare affidamento sui suoi guizzi. Cominciata la partita con il Padova, Ronaldo subito sventagliata a sinistra, bella per lo stop, attenzione subito l'ingresso in area, può andare a calciare con il destro, lo fa, raso terra basso, parato bene da Pissardo, il tiro di Bifulco che si allarga a sinistra, poi si accentra invece per scaricare il suo piede destro. Qui è stato bravo Zeliak a portarlo verso il centro per chiudere l'angolo, no mister? Sto guardando quanta qualità nel cambio di gioco, è stato un lancio di Ronaldo, nello stop, nel controllo, nell'entrare dentro a calciare. Questo ti fa capire quello che stavamo dicendo prima, perché il Padova ha 55 punti, sono praticamente 20 in più del Lecco. Beh, se permetti mister, con tutto il rispetto alle dovute proporzioni, attenzione, Bifulco ha fatto quasi un'azione in fotocopia di quella di ieri sera di Mbappé, che è passato in mezzo ai due difensori
e poi si è accentrato e ha colpito, in questo caso fortunatamente per noi, male, però a testimonianza di quello che dicevi tu, mister. Grandi doti tecniche, no? Da davanti dei giocatori del Padova, ma il cambio di gioco anche di Ronaldo è stato sinceramente molto bello. Ora ci prova il Lecco che voleva aprire il gioco Kraja a destra, ma sulla traiettoria di passaggio i giocatori del Padova che poi riconquistano, vincono anche i contrasti a centrocampo. Allora provano a ripartire forte con Germano a destra, siamo alla linea di centrocampo, il passaggio all'indietro, c'è un fallo, sì, fallo del Lecco in favore dunque della formazione di casa, calcio di punizione. Cioè, un minuto qua e 2 minuti, ma si vede già che sono partiti a 1000. Proprio li vedo molto determinati, aggressivi sul pezzo, insomma. Padova che cerca subito di fare, mister, l'abbiamo detto. Vabbè, sì. Valere la cifra tecnica. Una squadra così, diciamo, nei primi minuti cerca sempre di creare subito la situazione per mettere la partita, diciamo, in discesa. Dobbiamo essere bravi a tener botta, e sicuramente poi dopo le occasioni ci saranno anche, perché comunque loro una squadra, mi ricordo anche l'andata, lasciava poi anche degli spazi. È una squadra molto offensiva e gioca tanto sul palleggio, è una squadra molto, molto tecnica, perché se andiamo a vedere Chirico, Bifulco, Ceravolo, Dez, tutti i giocatori che hanno giocato in Serie A. Sì. Quindi sicuramente una squadra importante da questo punto di vista. Sono passati 3 minuti, il Padova ha già avuto un'occasione comunque creata dalla giocata di Bifulco dopo il bel cambio di gioco di Ronaldo. Nel Lecco importante l'assenza, mi fa notare Beppe, naturalmente non l'abbiamo citata, di Giudici. Attenzione intanto alla Padova che va sulla destra, il cross dentro, ma c'è la deviazione in calcio d'angolo. Ci prova ancora il Padova con Chirico, naturalmente da tenere sott'occhio. Chirico lì che da destra proverà ad accentrarsi molte volte anche per andare alla conclusione. Luca Giudici, un'assenza molto importante quella nel Lecco. Intanto la regia anche di Leven si sofferma su un gruppo Trentina di supporter del Lecco, naturalmente sempre presenti anche a Padova a sostegno della formazione di Luciano De Paola. Si chiama un calcio d'angolo del Padova, ci ha provato ad arrivare in spaccata Curcio, palla che però finisce nel Triveneto. Sì, perché Giudice è un'assenza importante, era uno dei giocatori più in forma dell'Econ, mister, forse quello che ha determinato di più i risultati nelle ultime partite, dunque squalificato, lo ricordiamo, per il giallo preso nell'ultimo periodo. Luca è stato il giocatore, diciamo, che con le sue caratteristiche riesce a dare sempre comunque superiorità numerica e riesce comunque sempre a creare pericoli per gli avversari. Peccato, perché oggi era una partita che magari con qualche spazio, qualche ripartenza, la sua corsa poteva essere totalmente importante. Ovviamente si aggiunge la sua assenza a quelle dei lungodigenti infortunati Galli, Tordini e Zambataro. Quelle sono naturalmente assenze con cui dovremo convivere per lungo tempo. Vediamo anche i risultati, innanzitutto per la Serie D, perché sono finite oggi, sono disputate le partite del 24esimo turno nel girone B di Serie D. Sconfitta per lo Ginatese in casa 2-1 con la Castellanzese, 2-2 fra Casatese e San Giuliano City, mentre invece per quanto riguarda la giornata di Serie C del girone A, Beppe mi viene in aiuto con i finali: la vittoria dell'Albino Leffe 2-0 a Meda con il Renate, dell'Alto Adige sul Tirol contro la Gianni Arminia Gorgonzola 2-0, 2-1 dalla Triestina sulla Virtus Vecomp Verona. Si giocano oggi, oltre a Padova Lecco, Pergolettese Legnago, Pro Patria Pro Sesto, Feralpi Salò Pro Vercelli, partita di grande interesse, Mantova Seregno, Fiorenzuola Trento e Juventus Under 23 Piacenza, che si giocherà giovedì 17 febbraio alle ore 18. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Siamo a quinto, non è successo poi più niente di fatto dopo quella prima conclusione, se vogliamo annotare anche il tiro alto alle stelle di Curcio poco fa. Però per proseguire l'analisi dei primi 2 minuti, insomma, non abbiamo superato la loro 3 quarti campo, sarà penso una partita come nelle aspettative di sofferenza, perché loro non mollano, vogliono insomma stare sul pezzo lì. Il secondo posto secondo me è abbastanza consolidato, e aspettare qualche falso passo del Sud Tirol, che però oggi ad esempio non c'è stato, neanche a dirlo, a vincere, ma soprattutto continua a non subire mai gol sul Tirol,
Sì. Si può sperare magari in uno 0-0, ma è difficile riuscire a... Così. 66 punti Sono sono 10 sì, 26 partite, sono 10 punti in più in questo momento, certo. No, tra l'altro a pari partite giocate. 66 sono tanti. Perché il Sud Tirol però non so se è aggiornato. Il Sud Tirol ha già giocato oggi, quindi sì, no, viene già considerato Una il pareggio del partita, Padova, sì. Ok, quindi sono 10 punti in più, sono tanti. No, che non mi stupisce, però mi coglie un po' così di sorpresa il reinserimento di Petrovic, che sembrava, dopo le buone prestazioni di Buso l'ultima, poi quando venne sostituito 2 partite fa, De Paola aveva detto che era un giocatore sì importante, ma che detto terra a terra doveva darsi una Brutta palla mossa. persa dalla Lecco sulla linea di passaggio, il Padova prova a intercettare Germano che crossa in mezzo, alla deviazione sarà calcio d'angolo, ma un po' di leggerezza in fase di uscita del Lecco, anzi era riuscito in un primo momento Karagia a recuperare palla, poi non è ripartita l'azione del Lecco, bravo Germano a intercettare un passaggio su linee orizzontali un po' superficiale del Lecco e a involarsi sulla destra, poi però attenta alla retroguardia del Lecco a chiudere in calcio d'angolo, il secondo, se non ho contato male, per il Padova in questi primi 7 minuti. Allora va a batterlo Ronaldo, movimento in area, il cross lento e lungo, attenzione al colpo di testa, la deviazione no, ci ha provato Aieti di testa, difensore centrale, che è andato a staccare bene perché ha avuto un po' di spazio, poi non è riuscito a impattarla benissimo con la fronte, forse un po' di nuca l'ha colpita, vediamo. Sì, un po' di non proprio centrale, era in avvitamento, sì. Palla finisce fuori, però scendeva la colpita. Altro pericolo per la porta del Lecco all'8° minuto. Situazione naturalmente di calcio piazzato Beppe, che sappiamo, dobbiamo stare molto attenti. Attenzione che sono altra azione del Padova sulla destra, il tentativo di servire i compagni da parte di Dezzi, che non va a buon fine, lascia l'incarico a Germano. Sembrava che insomma le situazioni di difficoltà sui calci fermi fossero superate, calci da fermo, rinvia il Lecco. Invece domenica scorsa col Fiorenzuola abbiamo, insomma, ci sono state, soprattutto all'inizio del primo tempo fino a quando sono arrivati al gol, sembrava che fossero ritornati un po' ai tempi di mister Zironelli, poi invece il Lecco si è riassestato dietro. Assolutamente, andiamo in pausa, siamo al 9, non succede niente in questo istante, 0-0 tra Padova e Lecco, break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Per anni Manuel ha ricevuto botte anziché carezze. Il giovane Ahmed vagava per il mondo senza meta e Sofia si faceva del male perché si sentiva ignorata. Oggi sono al sicuro con noi ed è bello vederli sorridere. Chiama adesso l'820 2032 e attiva una donazione regolare a favore dei salesiani per il sociale. Ogni giorno insieme daremo ai giovani che dalla vita hanno ricevuto meno degli altri tutto l'amore che ci ha insegnato Don Bosco. Chiama adesso, grazie. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo in studio, mister, parlavamo nella pausa, ti aspetti un primo tempo, quello che stiamo vedendo nell'Ecco, tutto dietro la linea della palla, soprattutto nella propria metà, cercare di non dare spazi al Padova per poi magari, quando il Padova stesso potrebbe nella ripresa allungare un pochino, non gli spazi, attenzione perché provano a entrare in area, grande azione, la conclusione, il gol del Padova che va in vantaggio, buco nella difesa centrale e Bifulco, se non ho visto male, va a realizzare il gol del vantaggio del Padova con una grande azione, perché è entrato in area, un dribbling secco, adesso vi diciamo anche su chi, mi è sembrato Marzorati, non sono sicurissimo, e poi la finta piattone destro in diagonale a battere un incolpevole a quel punto Pissardo. Rivediamo però a breve. Ho visto subito l'azione. Che era brutta questa azione. Allora 1-2 con Ceravolo, poi ingresso in area, salta Zelia che Marzorati, Secchi e poi va sotto il corpo di Pissardo in uscita dal limite dell'area piccola a siglare il gol del vantaggio.
Rivediamo ancora una volta. Mezzo 3. Mezzo 2 li fa secchi con un dribbling, sterza verso destra il numero 28 e poi calcia con il destro. Insomma, vantaggio del Padova, purtroppo ci tocca dire vantaggio meritato. Sì, lì non deve più rientrare, però lì dovevano chiuderlo come avevano fatto, tra l'altro in occasione della prima conclusione che l'avevano portato centrale, poi avevano chiuso bene o male lo specchio. È vero che sei in aria che non magari può rifare rigore, però almeno al contrasto devi andarci. Perché lì c'è stato un movimento un po' leggero Marzorati lì. Ma anche Battistini, che era sulla sinistra di Marzorati, anziché stare fermo per evitare che si accentrasse, è andato a cercare una simil diagonale e si è portato fuori posto da solo e ha favorito un po' anche l'accentramento e poi il tiro a destra. C'è da dire, se mi permettete, che già insomma la terza rete che subiamo su questo movimento, parte da sinistra, si accentra, tiro, e l'avevamo subito anche 2 partite fa, adesso non mi ricordo più, sì, con la Pro Patria che aveva fatto lo stesso tipo di azione, adesso uguale, lo stesso è accaduto un po' con il Fiorenzuola. Vedo un po', come si chiama, la retroguardia difensiva disattenta su queste improvvise accelerazioni dalla fascia sul centro, e i 2 centrali vengono colti un po' di sorpresa. Sì, direi che va detto, vantaggio meritato del Padova, che fino a questo punto ha messo sul piatto tutto il peso della la qualità che ha da centrocampo in avanti. Fino a questo momento è parsa nettamente superiore. Sì, decisamente non c'è. Ecco, molto attendista in questi 13 minuti. Però se li lasci giocare, poi abbiamo visto 1-2 come questo, di Fulco punta i 2 difensori, li salta. Come dice Inzaghi, spiazze, ma purtroppo le premesse erano quelle, loro sono entrati con la foga proprio di fare subito rete, insomma. E il quinto gol stagionale di Bifulco. Prova ora il Lecco con un po' di spazio sulla sinistra, ma si ricompatta il Padova. Vasic, primo pallone fondamentalmente della sua partita. Petrovic allarga bene sulla destra dove c'è Nesta che prova a crossare dentro, la palla viene deviata e poi Ronaldo di testa prova a far ripartire i suoi, c'è però senza fallo il Lecco che ritorna in possesso palla. Dai ragazzi. Battistini in giro palla con Marzorati. Zeliak e Marzorati in occasione del gol veramente saltati come birilli, perché punta a sinistra Bifulco, loro vanno di là, poi sterzata sul destro. Su quella sterzata lì un contrasto per andare, cioè non possono andare tutti e 2 di là secchi così, no? Come se fosse perché lì bisognava perlomeno andare a cercare la palla. C'è il rischio che puoi far rigore, però devi qualcosa devi fare, cioè non puoi farti saltare così tutti e 2. Infatti Bifulco a quel punto ha avuto lo specchio della porta libero. Per assurdo, se fai il rigore c'è ancora la possibilità che può anche pararlo il portiere, ma se li lasci quello spazio lì, gli fa gol. Poi giocatori con quella qualità. A quel punto ha avuto lo specchio della porta libero con Pissardo che ha fatto quello che doveva, cioè tuffarsi sui suoi piedi, ma ha calciato un attimo prima, la palla è finita sotto il corpo di Pissardo. Bravo dunque un intervento più deciso. Se mi permetti, mister, inserirei un fondamentale base della pallacanestro, dove l'allenatore ti dice sempre che se uno è destro e sinistro devi coprire per portarlo sul suo lato debole. Qui dovevano coprire di più la parte centrale e cercare di portarlo a sinistra, invece sembra che l'abbiano proprio accompagnato sul suo piede forte e d'altra parte poi. Tra l'altro con questi 2 esterni d'attacco a piedi invertiti fondamentalmente il palla, quindi possono andare a calciare a centrale, che è quello che fanno. Chirico l'ha fatto di meno perché non ha avuto la possibilità ancora, solo in un'occasione, ma è stato chiuso in calcio d'angolo. Però questo è un po', diciamo, tatticamente la chiave a livello offensivo della squadra euganea. Ci prova il Lecco, ma veramente deve partire da dietro con una serie infinita di passaggi per guadagnare campo, perché il Padova, lo vediamo, la pressione comunque, no, dei centrocampisti, appunto i centrocampisti che cercano di rendere difficile la prima giocata al Lecco, ci stanno riuscendo, che è un po' la chiave tattica nelle ultime partite che mette in difficoltà la formazione di De Paola. Tanto qui c'è mal di testa con le immagini di Levan, ok, ma no, ha cambiato, ha invertito l'ordine della rimessa adesso.
Abbiamo citato il signor Adalberto Fiero di Pistoia, che arbitra con fierezza, come direbbe il nostro collega di là. Ma allora siamo al 16° minuto, 1-0 Padova, una partita molto complicata quella che vi stiamo raccontando, perché la formazione seconda classifica sta mettendo sul piatto della bilancia oggi tutta la sua forza a livello tecnico. Si è visto in occasione della rete del vantaggio firmata Bifulco. Dunque adesso Lecco, 1-0. loro hanno, come posso dire, non arretrato, però hanno diminuito un po' la foga con cui ci stavano attaccando, senza però arretrare a centrocampo, cioè non sono scesi sotto la linea della metà campo, nel senso che non pressano più così alto come prima del gol, però sotto la metà campo da lì in avanti non riesce, cioè non ti lasciano, non ti mollano, sono ancora molto aggressivi. D'altra parte la partita, siamo al 17°, c'è ancora molto, quindi va detto che De Paola in piedi naturalmente nella propria area tecnica a dare indicazioni ai suoi giocatori. Non può essere soddisfatto De Paola, mister, oppure si aspettava qualcosa? Insomma, quando parti così che aspetti, devi essere anche un po', diciamo, devi anche aspettartelo che loro ti possono far gol, perché comunque la qualità ce l'hanno. La scelta è stata quella, però se dopo per adesso non sta pagando, comunque quando te li tiri troppo vicini alla porta, come abbiamo visto, puoi rischiare di prendere gol, come è successo, perché poi alla fine loro la qualità ce l'hanno. Tu qualche errore comunque lo puoi mettere in preventivo di farlo, e che adesso diventa dura. Colpo di testa a cercare Dezzi, ma anticipo dalla difesa del Lecco, ancora Ronaldo che sta toccando un'infinità di palloni, lo giostra bene l'1-2 con Dezzi, poi l'anticipo da dietro senza fallo di Masini. Attenzione perché ha la palla per calciare, ma calcia alle stelle. Ecco, vediamo chi è andato a calciare, Monaco probabilmente, che è andato a calciare altissimo. Sì, Monaco che si è inserito addirittura dalla difesa, è andato a calciare però altissimo. Ci vediamo, piccolo break. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Riconosce i tuoi attimi di relax e quelli in cui devi mettercela tutta. E se non ci sei, risparmia energia. È il climatizzatore che regola la temperatura in base a ciò che fai. Kireia, design italiano, tecnologia giapponese. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K Rossa 22 Lecco. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 30 anni. Quasi tutti sui 30 anni, commentavamo con Beppe, no? Una squadra di grande esperienza, quella del Padova, mi permetto di dire anche abbastanza fisicata dal punto di vista della struttura fisica, l'avevamo visto già all'andata. Poi se puoi mettere queste doti sul piatto e anche la cifra tecnica, insomma, diventa difficile. Ci prova il Lecco con Vasic, bella la sventagliata, Petrovic di testa, va a servire Nepi si gira tutto regolare, difende palla, bene lo scarico all'indietro, poi tentativo un po' maldestro quindi Vasic di calciare, ancora Lecco sulla destra, ribalta il fronte del gioco con Nesta prova a crossare, una deviazione, rimane però in possesso dall'altra parte ancora il Lecco che prova a chiudere dietro il Padova girando palla da un lato all'altro del campo. Kraja allarga ancora a sinistra, poi l'ultimo tocco probabilmente di un giocatore del Lecco, vediamo, non si capisce. Rimessa del Lecco, ma con un attimo di confusione, mia tua, non si sa, mia tua, sua e loro, con allora Germano che andrà a battere la rimessa laterale. Purtroppo qui c'era stata una buona azione del Lecco, quantomeno la prima azione manovrata, almeno siamo arrivati in aria, poi non siamo riusciti ad andare alla conclusione, ma si è visto cosa possono dare davanti Petrovic e Nepi, con Nepi che aveva difeso bene il pallone. Adesso Lecco deve stare attento a non cambiare la fisionomia della sua partita, nel senso che era partito guardingo, cercando di contrastare la veemenza di gioco messa in campo fin da subito da Padova. Non deve cambiare, secondo me, alla ricerca di un possibile pareggio, ma cercare insomma di far sbollire le velleità del Padova e poi
Cambio di gioco, vediamo se ci arriva Nesta, sì, bello. mette dentro un pallone però di forza dal fondo, non c'è nessuno, finisce quasi in rimessa laterale, la evita Vasic, punta l'uomo, Vasic col destro va a crossare dentro, Nepi anticipato, ma è un segnale di risveglio da parte della squadra di Luciano De Paola. Poi sfuma il possesso palla, però mister si sta vedendo qualcosa nei primi 20 minuti della mancata, anche con una discreta qualità nell'andare sia nel palleggiare che nelle uscite che adesso magari non siamo ancora riusciti proprio a centrare la porta con delle conclusioni, però perlomeno sugli esterni ci stiamo arrivando, in aria ci stiamo arrivando e veniamo fuori comunque bene, anche con personalità, nonostante comunque loro siano ancora diciamo dentro nella partita, perché vedi, cambio di gioco, entra direttamente in area, attenzione ancora Bifulco, Pissardo si oppone con il corpo e dice no. Che occasione. Ma che occasione ancora per Bifulco, che da sinistra si era centrato, guadagna il corner e aveva puntato la porta. L'ho vista male questo grande cambio di gioco ancora, entra Zeliak, non lo tiene, va via, poi Pissardo col corpo in uscita si abbassa, chiude lo specchio della porta e fa un grande intervento. Gli ha dato una mano, come ha messo giù la palla, sì, incredibile. Mamma mia, veramente ce l'ha incollata, sì. Che giocatore. Adesso calcio d'angolo con Chirico che va a batterlo con il suo mancino. Tutti in mezzo. Basso, deviato fuori, poi Ronaldo non ha lo spazio per il tiro. Dribbling con Veronica, non riesce, prova a ripartire forte Lecco con Vasic, attenzione, 1 contro 3, Vasic va via di forza, uno, va via con un dribbling a un altro, si allunga un filo troppo il pallone. Grande giocata di Vasic, guadagna rimessa laterale a un 20 metri più indietro, ma insomma si è messo in movimento Vasic, sì, ha fatto un bel numero. L'unica cosa che potesse fare non aveva compagni liberi. Sì, però anche con una buona velocità e con una buona tecnica, perché comunque si è liberato bene. È andato via in mezzo a 3. Peccato che era da solo. Accenni di personalità comunque da parte del Lecco in questa fase di partita, ma il Padova anche dal nulla, l'abbiamo visto con un cambio gioco, può mandare in porta uno dei due attaccanti esterni che stanno facendo poi tutto loro, perché Ceravolo fino adesso si è visto poco, ha fatto l'assist. Il rischio adesso è magari di scoprirti un po' e prendere il secondo, però nello stesso colpo di testa. Abbiamo una classifica che comunque ci permette anche di andare a fare la partita senza far drammi, nel senso. Esatto. E questo comunque secondo me è la scelta più giusta, perché anche difendere l'1-0 alla fine non serve a niente. Prima o poi ti fanno il secondo, esatto. Così perlomeno c'è la possibilità. Attenzione ancora con il Lecco che prova ad attaccare sulla destra, viene chiuso però Petrovic, allora riparte. Volevo ritornare sulle due azioni che ha fatto il Lecco precedentemente. Tanto gol del Seregno Amanto a 1-0. Avendo insomma un Marcantonio come Nepi in mezzo, purtroppo sono stati sbagliati i cross perché l'hanno superato, ma con una palla un po' più precisa, vado a memoria sull'azione, poteva essere pericoloso quelle due azioni che abbiamo avuto. Questo dà l'idea insomma che il gioco del Lecco sulle ali è la base del gioco di De Paola, e poi dentro ci sono due finalizzatori. Oggi non c'è Ganza, però possiamo sfruttare sia Nepi che Ganza, che oggi si è accomodato in panchina. Sa che non ci possono essere naturalmente poi, e ci saranno nel corso della ripresa, sostituzioni da parte di De Paola per cercare anche qualcosa di diverso, ma fino adesso gli ultimi 10 minuti sono incoraggianti dell'Ecco. Ha concesso un quarto d'ora forse con un po' troppo attendismo al Padova, e se dai a queste squadre che possono vantare questa cifra tecnica, questa possibilità, insomma, però, alla prima occasione sei stato punito. Però più che per demerito dell'Ecco io darei... No, più che demerito magari è stato un filo troppo attendista all'inizio, a mio giudizio, e hai lasciato un pochino giocare un po' troppa facilità a una squadra che sa giocare facile, quindi e poi dopo grandissima azione 1-2 tra Bifulco e Ceravolo. Bifulco fino adesso è immarcabile, l'abbiamo visto anche in occasione di poco fa. Pissardo è stato a mio giudizio clamoroso nella scelta dell'intervento con cui è uscito e ha fatto scudo col corpo, bravissimo.
di giocava a Bari e a Ascoli. Bifulco, sì. Non Sì. ricordiamo, classe 97, quindi Sì, ha sì. 25 anni, giocatore nel pieno della maturità. Sì. Ci prova ancora Ronaldo che tocca il suo 1000° pallone di questi primi 26 minuti, sempre con grande qualità centrale per Dezzi che dà ancora al limite dell'area. Attenzione, non c'è fuorigioco, Ceravolo, sì. C'è fuorigioco, per fortuna. Visto con la coda Però anche qua, dell'occhio. anche Palla qua. avanti, palla dietro. Palla avanti, palla dietro, va in porta. Cioè, Ronaldo veramente stoppa il pallone, vede subito, tra l'altro era messo anche abbastanza male, Bifulco, poi l'1-2 Bifulco-Dezzi, pallone di ritorno per Ceravolo centrale, ma in quel momento Ceravolo era leggermente al di là della linea difensiva del Lecco. Ora Lecco che scodella lungo il pallone, Nesta prova a prendere sul tempo l'avversario, c'è un tocco di mano e il guardarini non lo vede. No, è fallo nostro no, perché ha lui si è fischiato il buttato fallo, giù per non farlo fischiato il passare. fallo contro, sì. Sì, però era... Tra l'altro il campo, ci sono queste linee longitudinali secchissime, lo vediamo. Di erba morta, sì. E lì il fallo era nostro perché sicuramente sì. il nostro attaccante l'aveva superato, il difensore del Padova ha fatto finta di buttarsi giù per fare l'ostruzione e tra l'altro ha anche toccato palla con la mano. Assolutamente. Vabbè. Ci vediamo un piccolo break intanto, 27esimo. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Di lui. Sì. Conclusione dalla lunga distanza di Ceravolo, abbondantemente fuori, la rivediamo, si gira di prima intenzione senza guardare la porta di Pissardo dai 25 metri. Direi un po' pretenziosa qui Beppe. Sì, anche se il difensore del Lecco gli ha permesso di stoppare la palla, girarsi e concludere a rete. Distanza era ragguardevole, però non devi permettere, il compito del difensore è insomma mordere le caviglie per non permettergli le giocate di questo tipo. È stato servito da Rajek che insomma, sta facendo, è forse uno dei pochi, l'unico che fa un po' di lavoro scuro, no, mister, tra i centrocampisti. Attenzione perché l'Ecco prova a sinistra, no, ha fermato Vasic dal guardalinee, posizione di partenza al di là della linea. Dicevo Rajek che forse è l'unico che con buona qualità comunque sempre, ma fa legna diciamo in mezzo. No? Dezzi e Ronaldo sono due giocatori di qualità. Lancio lungo proprio di Ronaldo che va praticamente dalla difesa, ancora una volta mette su Bifulco che ha la colla sui piedi, il destro, poi la deviazione non riesce a servire Ceravolo, si ostacolano quasi due giocatori dell'Ecco ma riescono a rinviare. Veramente Bifulco ha la colla sul piede destro, cioè impressionante la facilità con cui stoppa palloni che arrivavano da 70 metri, come in questo caso di Ronaldo, che invece ha il radar nel cervello e nei piedi perché lancia con una qualità superiore. E bisogna contrastare tutto questo perché il Lecco è sotto 1-0 alla mezz'ora. Mi sembra un po' fuori dagli schemi, lo vedo girovagare senza Petrovic. E sarebbe anche la terza partita di fila in cui un po' fuori dal coro Petrovic. Cioè non lo vedo. Ancora Bifulco salta secco, Zeliak che se lo sognerà stanotte purtroppo come un incubo in questa prima mezz'ora. Chiricò, pallone centrale per Ceravolo, non si intendono i due, poi grande azione di Ceravolo che difende palla, viene fuori dall'area, scarica sulla destra dove c'è Germano, il cross dentro una deviazione, poi ci prova a tuffarsi in mezzo all'area Dezzi, se non ho visto male, sì, è entrato coi tempi giusti, si è inserito, è arrivato su questo pallone. Rivediamo. C'è stata una deviazione. In mezzo ai due difensori dell'Ecco, prova col mancino qui, grande occasione. Marzorati l'ha toccata Pissardo di testa. sarebbe stato battuto. Sì, Marzorati l'ha toccata di testa, ha messo fuori tempo tutti i suoi compagni, poi la palla è arrivata a Dezzi che era vicino, vicinissimo, e in caduta è riuscito a tirare
fortunatamente la palla è andata fuori. Grande occasione questa, ma non ha inquadrato la porta di poco Dezzi, però veramente bastava un niente sarebbe stato gol, perché se avesse potuto calciare con un po' più di agio, invece è andato giù col corpo in spaccata, sbilanciato, Pissardo sarebbe stato battuto. Buon per il Lecco, la palla è uscita, però altra azione occasionissima per il Padova. Personalmente, opinione molto personale, spero anche tra l'altro di essere smentito nel prosieguo della partita, mi sembra che la coppiata Petrovic-Nepi non riesca ad assortirsi bene, non so se non si intendono, non hanno ancora giocato molti minuti assieme, li vedo un po'... Liscio a centrocampo, riparte il Padova, attenzione, Chirico scarica poi Battistini in un primo momento, poi Kraja se la cava in qualche modo il Lecco con grande difficoltà. Ogni volta che possano dialogare palla a terra i giocatori del Padova creano pericoli, arrivano fondamentalmente davanti alla porta di Pissardo. È stato il liscio di Masini, se non ho visto male. Ora però Masini bravo centralmente, porta palla, se la allunga un po', apre sulla destra per Nesta, il cross di Nesta dentro, non ci arriva di poco, sembrava poterci arrivare Nepi e invece non ci arriva sul palo lontano, la palla finisce direttamente fuori. Questa potenzialmente un'occasione importante per i blucelesti. Nesta dalla destra, bella la transizione di Masini centrale, lo scarico sulla destra, poi Nesta qui ci abbatta un pochino secondo me il cross, ma non c'è creduto Nepi, perché secondo me non era longanissima la palla. No, se allungava il gambone magari non l'avrebbe presa, però magari una scivolata così. Ci prova ancora il Lecco che ha preso fiducia, Kraja centralmente, ribalta il fronte sulla destra, Nesta molto attivo, magari non sempre benissimo con la scelta giusta, però si sta vedendo parecchio. Sì, questa azione sicuramente è la più pericolosa fino adesso. Kraja allarga, poco fa era stato lui a mancare il pallone, non Masini, mi correggo. Centrocampo ancora, sulla destra un pallone un po' telefonato, Petrovic non può difenderlo, allora riconquista palla il Padova sulla propria linea di tre quarti difensiva e ricomincia con calma il giro palla tra Ieti e Germano. Peccato perché era un bel filtrante quello di Kraja e si è inteso di poco. Petrovic stava andando in profondità mentre il passaggio di Kraja prevedeva che Petrovic si avvicinasse per ricevere palla. Porta palla, il lancio in verticale a cercare Ceravolo, l'anticipo di Enrici, ma sarà comunque rimessa laterale in zona d'attacco per il Padova. Lunga battuta direttamente fuori, erano andati a cercare lo scatto in velocità di Rajek, ma niente da fare. Meno male che Sbagliano anche loro ogni tanto, ogni tanto. Intanto il nostro Matteo Bonacina ci manda le foto, magari Fausto a breve qualcosa potrà fare vedere anche ai nostri amici a casa, dall'Euganeo, con soprattutto l'intervento di Pissardo che su Bifulco in questo momento tiene in vita comunque la partita, perché se fossimo andati 2-0 dopo 20 minuti sarebbe forse calata già la notte sull'Euganeo. 35esimo adesso. È volato questo, stavo guardando, cavolo. Fase confusa a metà campo, una serie di batti e ribatti di testa e di piede da una parte e dall'altra che look improponibile di De Paola, sì, perché insomma poi magari vedrà le azioni, un po' strano la tuta bassa sulle scarpe. Intanto il Padova non molla, sono sempre, dobbiamo cercare di arginare un po' di più, questa è nostra, cercare di arginare un po' di più a metà campo per evitare che loro si presentino pericolosamente al limite della nostra area. Però d'altra parte bisogna che il Lecco adesso faccia di necessità virtù, giocare compatto per cercare di palla persa. Perde palle, l'Ecco però non riesce a ripartire con disinvoltura. Io non so se sia anche magari una questione di un po' di timore reverenziale, mister. Cosa dite? Sì, però anche un po' di mancanza di qualità. Quella strutturale, loro
non so quanti passaggi hanno sbagliato. Pochi. Ronaldo alza il pallone sulla destra a cercare il compagno che è Germano, che riesce con un guizzo a rimetterla dentro. Attenzione, prova Dezzi, in qualche modo si salvano. Bifulco viene anticipato all'ultimo, ma questa l'abbiamo regalata però creata dal nulla, perché la palla sembrava poter andare sul fondo. Germano invece con un guizzo col gambone destro riesce a rimettere. Attenzione ancora, palla dentro il velo in mezzo all'area, prova a girarsi Ceravolo, viene ribattuto, ma fanno tutto bene e lo fanno con grande facilità. Però il giocatore del Padova, Nesta, prova a uscire, porta il pallone sulla destra centrale, non c'è nessuno, palla a metà strada tra le due punte, si inserisce Monaco dalla difesa, parte palla al piede, Dezzi la sponda, poi con calma Rajek dice c'è qualcuno a terra? No, semplicemente porta palla, rallenta, poi trova un varco che è Dezzi tra le linee, dentro il pallone in profondità per Ceravolo nel cuore dell'area, la palla sul destro, prova a calciare Murato, Lecco in grandissima difficoltà, Vasic spazza la palla, ma sta soffrendo davvero tanto la formazione di De Paola. Un minuto di... Andiamo intanto in break, la palla è stata ributtata nell'altra metà campo, in questo momento respira il Lecco, noi andiamo in break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Allora, rientriamo in cronaca, 38esimo, 1-0 Padova, ma Lecco in grande difficoltà a tratti, in balia della tecnica superiore del Padova, che crea occasioni con grande facilità. Ora il Lecco che prova a sinistra, viene però tirato giù da Rajek, c'è fallo, sì. Sembrava. Basic che però sta giocando con buona personalità, sì, mi sta piacendo. Lì a sinistra. Massimo Gavaglio ci scrive: oggi ci sarà la sagra del gol. Ci auguriamo di no, Massimo. Al momento reggiamo sull'1-0 e andare negli spogliatoi sull'1-0 sarebbe tanta roba in questo momento che la barca sta vacillando ma non affonda. Luke Manzoni: ma Ganz avrà avuto problemi fisici o scelta tecnica? Io credo entrambi, nel senso, una scelta tecnica, viene messo a riposo, aveva preso anche un colpo durante l'ultima partita, io credo che sia stato tenuto poi, no, 3 giorni dopo a riposo volutamente dal mister. Il problema è che anche con Ganz in campo oggi sarebbe difficile, perché fino adesso non sono arrivate palle davanti. Ci prova a scodellare da punizione, ora è Lecco, l'anticipo sull'altro palo, Seliak si accontenta del calcio d'angolo. Dai ragazzi che si può andare a sfruttare questa situazione, infatti, da calcio piazzato. Una volta tanto fare un... sotto lo striscione enorme del comune di Padova, no? Perché stanno ristrutturando lo stadio. Sì. L'hanno avvicinato. Loganeo, che anni fa era un bell'impianto, adesso naturalmente anche lui probabilmente patisce un po' l'usura del tempo. Kraja dalla bandierina, vediamo se riesce ad azzeccare un cross basso, la deviazione davanti alla porta, non arriva nessuno, allontana la difesa del Padova, potenzialmente una buona occasione per il Lecco. Qui bravo ad andare in scivolata, non ho visto chi era, forse Enrici addirittura, che si è fatto tutta la diagonale difensiva per andare a chiudere la potenziale ripartenza pericolosissima sarebbe stata del Padova. Curcio batte la rimessa laterale, Monaco fa ripartire l'azione dei suoi dalla linea difensiva. Non ci sono gol intanto dagli altri campi di Serie C nel girone A che interessa il Lecco. Intanto c'è un fallo commesso da Masini, l'arbitro va a parlarci, il signor Fiero. Anche il nostro Matteo ci commenta, ci conferma che Bifulco ha davvero la colla sul piede, vista anche dal campo da lì, no? Giocate l'ha impressionato anche lui. Impressionante. Va a parlare con la panchina del Lecco Fiero di Pisa, l'arbitro di giornata. Assistenti, non ha bocca De Paola che non reagisce. Attenzione, perché tira fuori un cartellino rosso per qualcuno nella panchina del Lecco. Se Eleven allargasse un pochino le immagini magari capiremmo qualcosa in più. Sta su De Paola che non è obiettivamente, si vede, non è coinvolto dall'azione. Non riusciamo a capire chi è stato espulso, adesso ci informeremo magari con Matteo. In occasione del fallo di Seliak poi c'è qualcuno che dalla panchina ha qualcosa da dire. Intanto il quarto uomo va a parlare con De Paola, che si lamenta dell'espulsione. De Paola è stato tranquillo fino a quando poi ha tirato fuori il cartellino rosso
l'arbitro. A breve cerchiamo di capire chi è stato espulso, ve lo diciamo, Eleven non ci ha aiutato in questo caso. Tra l'altro adesso quando capiremo chi è, era seduto in panchina, quindi ben lontano non era neanche fuori nell'area tecnica, ma seduto in panchina, quindi molto distante. Tanto c'è ancora Conciliabolo. Sembra Farchiolla, no? Qualcuno che continua a parlare con il direttore di gara. No, ci ha ripensato, Sai che non si capisce, ma c'è Conciliabolo da un minuto tra panchina del Lecco e l'arbitro. No, non vuole uscire il destinatario del cartellino rosso, perché continua il quarto uomo di esci. Adesso De Paola parla con l'arbitro e col quarto uomo. Merlisala. Merlisala probabilmente. Sembra Merlisala. Sì, però se è lui. Di Nunno addirittura ci dicono. Di Nunno. Di Nunno. Sì, lo vediamo che viene accompagnato adesso fuori il patron. Il patron che viene espulso. È accompagnato fuori. Fuori da Maiolo, se non vedo male. Era restio ad uscire adesso. Non voleva uscire e insomma ci siamo fatti mancare un po' di cinema anche oggi a Padova. Adesso questa è la testimonianza che in panchina non ci deve stare. Non ci può andare, non ci dovrebbe andare. L'abbiamo detto tante volte con tutto il bene che vogliamo al patron, però insomma queste situazioni poi scombussolone anche la squadra. Ci vanno i tecnici, non la proprietà è un'altra cosa. Adesso vabbè, comunque 42esimo, espulso Di Nunno, che detta così fa un po' ridere, però perché parrebbe un giocatore, invece no, espulso il patron che sedeva in panchina. E vabbè, calcio di punizione comunque non si gioca tra l'altro da 3 minuti o 4. Le telecamere di Leven insistono su Di Nunno, che viene scortato fuori da Maiolo e va in tribuna. Ci sarà poi naturalmente spazio anche per le polemiche probabilmente alla fine della partita. Ci aspettiamo sicuramente qualcosa di più tecnico. Sì, un po' a fatica il patron abbandona il campo. Padova intanto si è ripreso il gioco, non ha sfruttato il calcio di punizione. Noi continuavamo a guardare. Attenzione, palla, Nepi entra in area, Nepi prova a cacciare con il destro e viene anticipato al momento del tiro. La posizione a 6 defilata sulla destra, però guizzo di Nepi, fiammata Lecco che ora ha un calcio d'angolo. Sì, loro hanno fatto una stupidata dietro. Primo errore che fanno. Primo errore in tutto il campo, il primo errore. Palla persa in uscita dal Padova e Nepi calcia col destro trovando la respinta della difesa. Calcio d'angolo battuto corto, cross dalla linea di fondo sul secondo palo. Battistini prova a intervenire in gioco aereo, si scontra anche con un avversario, rimane a terra Ronaldo. Ne battessimo uno decentemente, anche qua ha servito la palla al compagno a 1 metro, è intervenuto subito il difensore e non è riuscito a crossare decentemente in mezzo. Mister, poteva fare qualcosa di meglio Nepi lì in occasione del tiro? È stato chiuso subito. Ha affrettato forse un po', era molto, la posizione molto defilata sulla destra. Poteva al posto di tirare provare a dribblare, a sterzare, vedere se magari poteva prendere qualcosa, perché aveva poco spazio nel calciare. Infatti dall'altra parte 44esimo si recupererà però almeno 3 minuti a mio giudizio per la perdita di tempo dovuta all'espulsione del patron Di Nunno dalla panchina. Azione del Padova ora con una serie di passaggi, Lecco prova a portarlo fuori dalla propria metà campo e riparte da lontano il Padova. Commenti Nilo Garcia: io sono comunque felice di questo Lecco. In globale lo siamo anche noi naturalmente, Nilo, ci mancherebbe per la stagione che sta facendo la squadra di De Paola. Oggi forse molta fatica, ci può 2 minuti intanto di recupero, ci aspettavamo qualcosina in più, chiaro, al cospetto di una signora squadra. Questo Padova a mio giudizio anche meglio di quello visto dalla partita di andata, decisamente. Bravo Stefano. Decisamente. Che fu una grande vittoria, con l'entusiasmo. La squadra di Zironelli allora giocò la migliore partita stagionale, poi però sappiamo tutti cosa successe dopo. E anche oggi, quando vede Padova il patron impazzisce, la buttiamo sul ridere, ma grazie arbitro ci hai fatto un favore, scrive Luke Manzoni. Sì, comunque ha azzeccato il tuo intervento Stefano, perché altre squadre rispetto, non che non si vedesse all'andata, certo,
però proprio mi sembra decisamente superiore o migliorata. No, sì, col fallo Nesta ferma l'azione dirompente un minuto alla fine di Ronaldo, che insieme a Bifulco mister è il migliore in campo fino a questo punto. Ha toccato un sacco di palloni, allora, una qualità premessa, eccezionale. faccio fatica a trovarne uno di loro che abbia giocato male. Logico, loro due sicuramente per qualità sono quelli più recupera palla ancora Rajek, che la sradica dai piedi dei giocatori del Lecco, poi va a sbagliare il passaggio, però c'è la munizione per Marzorati che lo stende. Rajek aveva sbagliato, la palla era già lontana, ma Marzorati lo stende. Per fortuna a Rajek manca quello, perché ha recuperato il pallone sgroppata di 20 metri, poi quando si tratta di servire il compagno e mandarlo in porta non è capace, per fortuna lui almeno, perché qui aveva Ronaldo c'ha ragione Marzorati, comunque si è un po' buttato, rivediamo bene il gol. Guarda, ne salta Secchi 2, poi Marzorati, la palla è già lontana, va a cercare contatto con il piede, prima monito della partita, se non ho visto male. Però l'abbiamo persa male a metà campo, perché si è ma fatto non è la prima, sono tante, sradicare la palla dai piedi in uscita, e quando perdi quelle palle lì diventa difficile. Dai 30 metri la punizione, Ronaldo, il tocco per lui, il destro rasoterra, deviato dalla barriera, palla però rigiocabile da Dezzi, poi il cross dentro di Curcio, sbaglia il Padova, prova a ripartire il Lecco, non può farlo, finisce il primo tempo 1-0 per il Padova. Mi viene da dire, per fortuna, che si rimane sull'1-0, va ancora bene, perché per quanto visto veramente poteva essere un punteggio ancora più severo, più per merito del Padova che per demerito del Lecco. A breve ci colleghiamo allora con Matteo Bonaccina, così ci dà anche dal campo una disamina di quanto visto fino ad ora. Magari ci racconta anche un po' meglio cosa è successo col padrone, perché è stato espulso, ricordiamo, di Nunna al 42esimo del primo tempo. Vediamo un po' anche di capire perché. Reiteratamente invitato dall'arbitro a uscire, perché diciamo che immaginiamo cosa può essere successo, però il nostro Matteo ci darà conferma. Gli avrà dato qualche opinione così, non richiesta, cioè più che opinione mi sembra che l'occasione era contestare un fallo che era stato fischiato in quel preciso momento. Matteo, mi senti? Sì, perfettamente, ciao. Ciao, allora un primo tempo che stavamo commentando, per fortuna andiamo a riposo sull'1-0 perché poteva andare molto molto peggio, ha tenuto un po' botta il Lecco, ma ha sofferto la superiore qualità del Padova, questo va detto. Allora, diciamo che dopo siamo bravi tutti, ma io mi aspettavo una partenza molle, ma perché vedo che un po' col Ciurezzuola, che sicuramente non ha lo stesso tasso tecnico, e i primi 10 minuti il Lecco obiettivamente aveva faticato a prendere in mano la situazione. Tanti under devi mettere in conto che possa succedere questo. Per i qua giochi, dicevamo 7 under effettivi, perché ci lo mettiamo in quel posto lì, e poi devi considerare anche che possa capitare questo. Chiaro, poi Bifulco passa in mezzo sia che Marzorati, però vedi c'è anche il punto un po' del centrocampo. Insomma, Lecco ha impiegato veramente un quarto d'ora a prenderne misura, in quel quarto d'ora ha preso molto. Poi in realtà la seconda mezz'ora credo che ci sia stata anche un'intraprendenza interessante, senza creare nulla, però un paio di calci d'angolo, un paio di cose interessanti, come dici giustamente tu te, per il riposo sul risultato di 1-0, quindi credo che ci sarà anche qualche cambio subito, adesso vedremo. Fondamentale anche per mantenerlo, mi permetto di dire, l'intervento, e ripenso sotto proprio quel lato lì, l'intervento di Pissardo che va col petto a fermare un Bifulco scatenato. Sì, Bifulco, che ha provato lo scavino, ho la foto a ricordarmelo. Sì, abbiamo visto lì davvero Bifulco, che sembra, fino a questo momento Bifulco e Ronaldo nella qualità del Padova complessiva su tutti, direi, perché stanno facendo una partita clamorosa. Di qualità io comunque ormai lo conosco da vari anni, perché ormai lo incrociamo da tanti anni. Raik Sader è un giocatore
di un dinamismo incredibile. Sì, che per fortuna gli manca qualcosina nei piedi, abbiamo visto nell'ultima azione quando si è trattato di rifinire, però insomma sicuramente il dinamismo è uno dei pochi giocatori che fa anche legna più che qualità, ecco, no? Nel Padova. Vabbè, fondamentale, assolutamente, c'è un po' equilibratore di questa squadra. Ci racconti, Matteo, noi vedevamo quando è stato sospeso il gioco, diciamo la telecamere di Eleven non allargavano, sono rimaste su De Paola che parlava con l'arbitro in occasione dell'espulsione di Di Nunno. Noi non capivamo, abbiamo visto alzarsi Merli Sala, pensavamo a un giocatore, invece poi abbiamo visto Di Nunno. Cosa è successo? Ce lo puoi raccontare un po' meno? Sì, allora non so cosa gli abbia detto, perché poi qua lo stadio comunque è dispersivo, io sono a 30 metri più o meno dalla panchina, quindi non ho capito le presente parole. C'è stato un richiamo dal quarto uomo che aumentava dopo un contatto, credo, tra Maldini e Saber, proprio forse lamentava qualcosa. Ecco, adesso ricordo, c'era stata una spinta su Nesta in zona della panchina del Padova e uno si lamentava perché non era più fischiato fallo. Si è lamentato, l'ha richiamato il quarto uomo. Come sapete, Di Nunno non è il tipo di persona che si frena subito, è proseguito, l'arbitro ha cercato di calmarlo, d'altronde lo conosce nella prima partita del Lecco che arbitra, e poi dopodiché ha fatto 2 passi verso il campo, la protesta è continuata, si è girato all'espulsione. Sì, abbiamo visto infatti tornare poi. Abbiamo fatto anche una bella figura di palta, se mi permettete. Direi di sì, non benissimo, ecco, da questo punto di vista. Perché quest'anno siamo abbonati, però. Tra l'altro commentavamo anche l'andata, se ti ricordi naturalmente bene i fatti, lo sai, quando vede Padova impazzisce un po', ecco, il patrono. Sì, quest'anno non solo quando ho visto Padova. Sì. Purtroppo anche questo è vero. Senti, ti aspetti, dicevi, dei cambi probabilmente alla fine in questo intervallo. Chi a tuo giudizio, Buso, Ganz? Allora, io ho visto Buso girarsi verso De Paola come se fosse un giocatore pronto a riandare negli spogliatoi, rientrare e scaldarsi. Adesso anche il Padova fa scaldare qualcuno, francamente non so dirvi, perché dall'altra parte del campo è senza numerazione, dato che alla tuta mi riesce difficile, quindi aspettatevi probabilmente almeno un cambio per parte all'inizio ripresa. E Buso sicuramente penso sia un candidato, perché l'ho visto andare via di gran carriera. Staremo a vedere allora. Va bene Matteo, ci sentiamo alla fine della partita, allora, a più tardi. A più tardi. Grazie Teo, a dopo. Entriamo in studio, io guardo la lista dei giocatori che potrebbero entrare del Padova, tra Jelenic, Santini eccetera, insomma anche lì è un bello scegliere. Ci vediamo, ci sentiamo tra una decina di minuti, a più tardi. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trevahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. La tua serie preferita? È Kireia, la serie dei climatizzatori Mitsubishi Heavy Industries. Tecnologia intelligente, eleganza che conquista. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K. Rossa 22, Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Il compenso del tuo amministratore di condominio ti sembra elevato? Il rendiconto non è chiaro e trovi sempre dei costi che non ti convincono? Non riesci a contattarlo per gli interventi urgenti che vengono eseguiti solo dopo ripetuti solleciti? Se il tuo condominio non è gestito come vorresti e hai deciso di cambiare l'amministratore, puoi farlo subito. Con Media Progea SNC, società leader nel settore dell'amministrazione condominiale. I titolari Chiara Benegiamo e Domenico Dulisse operano nel settore con metodologie consolidate e vincenti da oltre 30 anni e sono a tua disposizione per un preventivo o una consulenza gratuita.
Ecco 3 buoni motivi per sceglierci. 1. Convenienza. La forma all inclusive ti assicura un costo fisso annuale comprensivo di tutte le spese, senza sorprese a fine anno. 2. Reperibilità. Il tuo amministratore condominiale è sempre disponibile e rintracciabile in caso di emergenza. 3. Trasparenza. Il fascicolo di rendicontazione annuale ti mostrerà lo stato economico del condominio e quello di sicurezza degli impianti. Se vuoi un amministratore di condominio sempre al tuo fianco, chiama il numero 0341 35 36 46, spedisci una mail a info@mediaprogea.it o visita il sito www.mediaprogea.it. Ti aspettiamo nella nostra sede a Lecco in via Montanara 18. Media Progea, l'amministrazione condominiale come non l'hai mai vista prima. www.leccocchannel.it. The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccocchannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Buonasera, ancora ben trovati dalla redazione. La questione dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO attualmente non è in agenda, per questo è strano che la Russia agisca come se lo fosse. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante la conferenza stampa a Kiev insieme con il presidente Zelensky. Dal canto suo il leader ucraino afferma che l'adesione alla NATO garantirebbe la nostra sicurezza e la nostra integrità territoriale. Intanto la Commissione europea sta lavorando per farsi trovare pronta nel caso in cui un attacco russo al paese provocasse un flusso di rifugiati provenienti da questo paese verso gli stati membri dell'UE, in primis come Polonia e Ungheria. A confermarlo è la vice portavoce capo dell'esecutivo dell'Unione Europea durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Passiamo all'emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 28.630 positivi da Covid su 283.891 tamponi e sono morte altre 281 persone. Sono gli ultimi dati del Ministero della Salute, secondo cui il tasso di positività è pari al 10,1%. Continua a calare il numero dei ricoveri sia in terapia intensiva che negli altri reparti e si contano inoltre altri 76.553 guariti. Un 47enne è stato ucciso in strada con diversi colpi d'arma da fuoco. L'omicidio, un vero e proprio agguato, è venuto da Cilia, nel quadrante sud di Roma, mentre usciva di casa. Inutili soccorsi del 118. Secondo quanto si apprende, la vittima è Paolo Corelli e pare ormai certo fosse incensurato. Sulla vicenda indagano i carabinieri, non si esclude alcuna pista per risalire ai responsabili. Sono stati prorogati di 30 giorni i termini per il deposito delle analisi tossicologiche e degli esami sui reperti trovati nei pressi del corpo di Liliana Resinovic, la donna di 63 anni di Trieste, scomparsa da casa il 14 dicembre e ritrovata priva di vita il 5 gennaio scorso nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Le indagini proseguono nel massimo riservo. Il calcio Brasile-Argentina, valida per le qualificazioni mondiali del 2022, dovrà essere rigiocata. La FIFA ha ordinato infatti la ripetizione della partita sospesa dopo appena 7 minuti lo scorso 5 settembre, dopo l'intervento in campo delle autorità brasiliane per bloccare alcuni giocatori argentini provenienti dalla Premier League accusati di aver violato la quarantena. 2 giornate di squalifica agli argentini Buendia, Martinez, Lo Celso e Romero per aver violato le regole internazionali sui protocolli anti-Covid. È tutto, al prossimo aggiornamento. www.leccocchannel.it. The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling Less normal, more mocca. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it.
Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco, salaluciano.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Per anni Manuel ha ricevuto botte anziché carezze. Il giovane Ahmed vagava per il mondo senza meta e Sofia si faceva del male perché si sentiva ignorata. Oggi sono al sicuro con noi ed è bello vederli sorridere. Chiama adesso l'800 20 20 32 e attiva una donazione regolare a favore dei salesiani per il sociale. Ogni giorno insieme daremo ai giovani che dalla vita hanno ricevuto meno degli altri tutto l'amore che ci ha insegnato Don Bosco. Chiama adesso. Grazie. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Nessuna sostituzione in questo secondo tempo, siamo al 46esimo, la partita è cominciata da circa 50 secondi, neanche un minuto, non è successo naturalmente nulla, non ci sono cambi. Lecco che deve recuperare, cercare di recuperare questa partita, è sotto per 1-0, ma oggettivamente missione non facilissima. Ma io sono fiducioso, Stefano, perché al di là della quarto d'ora, 20 minuti di sofferenza, il Lecco ha nelle sue qualità la possibilità, così magari anche con una sola azione, di poter colpire. Insomma, la fiducia non la nego a prescindere dai ragazzi di De Paola, dopodiché da lì a dare la fiducia e portare a casa un gol cambia tantissimo, sì. Però insomma tutt'altra cosa, è un sentore mio personale. Puoi essere fiducioso, caro Beppe, noi speriamo che tu possa avere ragione alla fine. Arriva anche il dato dall'Euganeo del pubblico: paganti 480, abbonati 856. Vado a fare un conto della serva, 1336. No, c'è anche scritto sotto, tra l'altro non l'avevo fatto, era giusto, quindi sono ancora bravo in matematica. Bravo. Tanto azione del Lecco con Petrovic e Guadagna, rimessa laterale in zona d'attacco, incasso di 2.739 euro. Dato di cronaca questo che arriva dall'Euganeo di Padova con il nostro Matteo, naturalmente, che ci dice questo. Lecco che prova a entrare in area, Ricci si ostacola quasi in due, ma bravo Masini, dentro il pallone col mancino, non ci può arrivare nessuno, c'è il colpo di testa a spazzare, a liberare l'area da parte di Curcio, poi Lecco ancora in possesso palla. Allora 2 minuti e mezzo, buono il piglio con cui la squadra di De Paola ha approcciato questa ripresa. Bella azione, questa qua insistita di percussione sulla sinistra, palla in mezzo, peccato che non sia arrivata pulita sulla testa, però mi sembra un Lecco diverso, questi primi minuti. Sì, è partito un po' più deciso. Bene anche palla a terra, ora giro palla, Kraja apre a sinistra dopo una serie di tocchi di qualità per Vasic, vediamo se si accende il numero 14, la sventagliata col cambio di gioco sull'esterno di destra, dove Nesta non aggancia un pallone che sembrava piuttosto facile, perché gli è rimbalzato proprio praticamente davanti al piede e se lo buca sotto la suola. Però mister, bella giocata tecnica di Nesta rivedibile. Mister Vasic, interessantissimo il cambio di gioco in questo caso.
Dopo Nesta non lo ha detto. È un giocatore che non conoscevo e mi sta piacendo. Te la butto lì. Entra Buso, non esce Vasic ma esce Nesta, secondo me. Sì, può essere anche una scelta. Tanto qua c'è il cartellino, no, fallo. Va a parlare con Monaco, ma non sostituzioni. c'è fallo, sì, su Kraja, no, su Vasic stesso. Sì, che tra l'altro Germano che lo tira a terra. Fisicamente è messo bene. Sì, sì. Che tra l'altro la palla era in possesso a Germano, Vasic da dietro è intervenuto pulitamente, gliel'ha portata via e si è guadagnato un prezioso calcio di punizione dalla tre quarti con Nesta e Kraja che parlottano su chi fa cosa. Probabilmente andrà a sventagliare Kraja col destro, vediamo in area anche i colpitori di testa. Vediamo se riusciamo. Sventagliata morbida sul palo lontano, però non ci sono giocatori del Lecco. Poi il tentativo la deviazione, grande parata forse o palo di Donnarumma, la rivediamo a breve. La tocca con le dita Donnarumma, anche secondo me. Ci fa cenno Fausto dalla regia, ma fiammate di Lecco, fiammate di Lecco in questo inizio di ripresa. Che occasione. Che occasione, a breve la rivediamo perché in presa diretta francamente si è capito poco. Fatto sta che il Lecco ha sfiorato il gol e Donnarumma costretto a tuffarsi vicino al palo alla sua sinistra, si tuffa, la tocca con le dita prima che la palla possa entrare in rete. Forse colpisce anche il palo, non siamo sicurissimi, ma una palla che sembrava inoffensiva. Vasic va via a sinistra a Germano, lo sfida, Germano recupera, Vasic mantiene il possesso palla, poi guadagna la rimessa laterale. Bravo questo ragazzo, mi sta piacendo molto. Germano lo soffre. Sì. Sta soffrendo, ragazzi. Ma un altro Lecco, quantomeno non ha cambiato uomini De Paola, ma evidentemente qualcosina ha detto ai suoi, perché il piglio è profondamente diverso in questo inizio di ripresa, anche un Padova più costretto all'indietro, più attendista. A questo punto Lecco sta provando anche a dialogare bene palla a terra, mi sta vedendo una qualità. Sì, sta palleggiando che nel primo tempo non c'era. Sì, sta muovendo palla bene, stiamo. Qui però Nesta, l'unico un po' fuori dal coro è Nesta. Sta prendendo fiducia e adesso stavo pensando Vasic, effettivamente sì, l'ha andato al Lecco perché con Chirico e Bifulco sarebbe stata dura. Sì, un po' chiuso. Un po' chiuso. Un po' chiuso. Però un ragazzo veramente interessante. A maggior ragione magari sarà determinato a far pentire di averlo. È talmente giovane però. Sì, è una battuta, nel senso vorrà sicuramente mettersi in mostra. C'aveva davanti due. Beato lui, è un classe 2002. Sì. Bello anche questo intervento, insomma. Li vedo più attenti, ma soprattutto più pronti nell'arrivare sulla palla con più tempismo. Germano che va a battere la rimessa laterale, tocca per l'onnipresente Rajek, poi cerca di girarsi Chirico, la palla per Ronaldo, viene chiuso da due. E la serie di dribbling va in area e Ronaldo col destro, la parata di Pissardo, gol di Ronaldo che ha fatto un numero da Champions League, incredibile gol di Ronaldo. Pissardo l'aveva quasi arpionata, poi gli sfugge la palla e va in rete. Il tiro non era imparabile probabilmente, ma l'azione che ha fatto è qualcosa, la rivedrete stasera nei nostri highlights. Ha fatto ballare la difesa del Lecco Ronaldo. E niente da dire, giocatore che non c'entra nulla con questa categoria, cioè giocatore di categoria superiore. Sì. E lo sappiamo. Il tuo errore era prodromico il gol, perché Ronaldo in effetti ha fatto un gol alla Ronaldo dei suoi celebri omonimi, ma prende palla, sullo scarico di Chirico, limite dell'area, Veronica si porta la palla sul destro, ne salta 3. Poi ne salta 4, un altro, 5, poi un altro, 5, le finte a far ammattire Marzorati, 6. Si sposta 2 volte, si riporta la palla sul destro, va a calciare centralmente contro Pissardo che in scivolata la palla gli rimane in un primo momento sul guantone, poi la rincorre e non riesce a fermarla. La conclusione un po' meno, ma il contesto di gol da fuori classe clamoroso, veramente di Ronaldo. E allora 2-0 per il Padova al 53esimo, adesso è dura, molto molto dura. Che azione, destro-sinistro, Veronica ha sciorinato tutte le migliori tecniche che un calciatore può
d'attacco può mettere in campo, dimostrando insomma un tasso tecnico notevole. È stato bravo, contro queste giocate c'è poco da fare. Forse l'unico rammarico, ecco l'azione del Lecco di prima. Calcio di punizione di Krasja che scodella sul secondo palo, ve la raccontiamo, colpo di testa da allontanare, poi Vasi ci rimette dentro, c'è una deviazione, ancora una volta non si capisce sembra di palo, non sembra il portiere. Sì, sembra palo. Sensazione del palo, perché la palla è un po' più alta rispetto alla mano del portiere. Sì. Chi ha fatto palo? Chi ha fatto palo non lo sappiamo. Peccato, perché forse l'unica, stavo dicendo che cerchiamo di recuperarvelo. Però. L'unica possibilità sul gol di... attenzione ancora. Padova ora ancora con Germano a destra, ora viene chiuso da Enrici. Senza fallo, Enrici difende la palla, poi cerca uno scarico per un compagno che non c'è, prova a guadagnare la rimessa laterale e bravo, quantomeno questa giocata difensiva. Mister, forse l'unico modo era di farlo subito. Quando erano lì in tre devi fare fallo subito. Sì. Ci prendiamo un tanto piccolo break con i cambi, una serie di cambi nelle due squadre, ve li raccontiamo a breve. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Anche Ganz entra. Rientriamo, cerchiamo di... Enrici è uscito. Stiamo cercando di ricostruire le sostituzioni. Adesso ve le andiamo a raccontare. Chi ha tolto Petrovic per Ganz. Allora, dentro Ganz per Petrovic in attacco, Capoferri per Enrici e Buso per Nesta. Adesso poi mister cerchiamo di capire anche come... È uscito un altro ancora, chi era? Petrovic, ok. Come si ricompone... Ganz e Petrovic, Capoferri va a fare il terzino. No, Ganz in avanti, scusami, Ganz e Nepi. Sì. E Buso va a fare l'esterno a sinistra, Vasic andrà a destra con Capoferri basso a sinistra, al posto di Enrici. Per quanto riguarda invece il Padova, Jelenic per uno spento Chiricò, per fortuna che si fosse acceso anche Chiricò, chissà. Settembrini per Rayak a centrocampo, cambi giusti di 57esimo, 2-0 Padova, ma negli occhi abbiamo ancora la gemma di Ronaldo, purtroppo ai noi, ma da un punto di vista calcistico cosa ho detto io? Ronaldo, sì. Dal punto di vista calcistico nulla da dire, un gol favoloso, non puoi che applaudire una giocata così. Anche in Champions League ha portato a scuola 5 giocatori del Lecco prima di concludere. Lo ricordiamo? 5 e uno l'ha saltato 2 volte che sarebbero stati 6. Marzorati, con una finta prima a destra, poi sinistra a destra. La conclusione non sarebbe stata imparabile, ma Pissardo purtroppo non è riuscito a trattenerla. A dire il vero pensavo che ce l'avesse fatta a respingerla, poi invece gli è passata, l'ha toccata col guanto, gli è passata sotto. Buso a sinistra, prova ad andare fino in fondo, il primo pallone che tocca il 99 del Lecco, le finte, non può servire il compagno fuori gioco, poi la perde, prova a ripartire Jelenic, poi il lancio lungo, cercare Ceravolo, si alza la bandierina, peccato perché la rete del Padova è arrivata nel miglior momento della partita del Lecco, erano 8-9 minuti che il Lecco stava giostrando bene e ha avuto quell'occasione che pur non essendo chiara a video sembrava proprio il palo, che poteva dare fiducia e speranza al Lecco, e invece sul ribaltamento di fronte c'è stato questa grande azione di Rolando che insomma non dico che ha messo la firma definitiva perché mancano 33 minuti, insomma non ci voleva però il raddoppio, diciamo, in una fase così giovane di partita. Vediamo se riescono a giocare dal fondo. Arrivano su tutte le palle i giocatori del Padova qui,
Ceravolo, se non ho visto male, si è fatto uno scatto di 20 metri per andare a giocare la palla sul fondo, poi Capoferri, bella decisione bene, il palleggio, dell'arbitro. Buso è stato bene in partita, ma diventa difficile. Gans qui si mastica il pallone nel destro, non riesce a ripartire il Lecco. Poi vediamo, c'è fallo? Sì, calcio di punizione per il Lecco. Gans comunque ci mette la gamba, ci mette la voglia, vediamo se riesce a dare qualcosa in più. Coi cambi, la formazione di De Paola. Forza ragazzi. Fallo nostro, no, ha lasciato correre, riparte, occhio al contropiede del Attenzione al Padova. Padova che parte forte, poi viene fermato. C'è il fallo però commesso dai giocatori veneti. Calcio di punizione, Kraja lo batte già. Tocca uno dei suoi primi palloni Gans lì davanti, poi ciabattata di Vasic, centrale in orizzontale. Prova a ripartire il Padova con lancio in profondità per... Attenzione, Ceravolo che entra in area, la conclusione Pissardo con i pugni, non irresistibile anche in questo caso, ma la mette fuori. Forse anche un po' scivoloso ora il campo. Bravo, il pallone probabilmente. Palla in verticale, Ceravolo prende il tempo ai due difensori del Lecco, si invola i due centrali, la conclusione a mezza altezza, Pissardo non è sicurissimo, non la blocca e la devia in calcio d'angolo. Sì, bisogna sempre, adesso al di là del fatto che il Lecco abbia migliorato sicuramente la presenza in campo, quelle poche adesso sporadiche uscite da parte del Padova, attenzione al cross in mezzo. Dezzi, dentro il pallone deviato, allontanato dalla difesa del Lecco in questo caso, dicevi Beppe. Sì, che quelle sporadiche avanzate ora rispetto al primo tempo del Padova restano sempre il fatto che sono pericolosissimi in ogni caso e molto molto determinati ad arrivare sul pallone. Peccato perché Pissardo mi permetto di dire un po' insicuro oggi, lo vediamo, prende il gol, lo ha un po' condizionato. Mister, si è visto in questo intervento? Sì, poteva fare sul gol di Ronaldo, poteva fare qualcosa di più. Onestamente era parabile quella conclusione, cioè il gol nel complesso stiamo raccontando una magia perché ha saltato tutta la difesa più volte, la conclusione invece non era allo stesso livello della giocata tecnica. Pissardo si tuffa perché gli passa proprio sotto, la tocca con le mani e poi la rincorre mentre la palla va in porta e oltrepassa la linea. Francamente doveva, a mio giudizio e a nostro giudizio, bloccarla. Ora il Lecco esce bene, cambio di gioco dopo una serie di tocchi di qualità a sinistra per Buso che prova a accendersi dalla tre quarti, le finte, giocatore che comunque insomma si fa vedere pronto anche in questo caso. Poi il tentativo di cross viene contratto dalla difesa, poi Masini centralmente allarga il gioco per Zeliak, si propone Vasic, viene servito ancora però Masini centralmente, c'è Kraja vicino ma c'è il blocco su di lui. Allora tentativo di Buso di servire Gans nel cuore dell'area, rimane in possesso il Lecco, dai ragazzi che un episodio magari potrebbe riaprire questa partita. Masini ciabatta il pallone nel tentativo di andare da Zeliak sulla destra, allora fa ripartire i suoi dezzi, poi si va addirittura all'indietro da... Ho seguito con un occhio più di attenzione gli ultimi minuti di Kraja, lo vedo come posso dire un po' spento, nel senso che riceve palla, non cerca quelle penetrazioni alle quali ci aveva abituato, ma smista subito il pallone più che in profondità a lato, non so, e non l'ho visto neanche correre determinato lui per caratteristica. Attenzione, ancora Padova entra in area, Bifulco ne salta 2-3, mantiene il possesso palla sempre nei piedi del Padova, i giocatori del Padova. Poi Ronaldo va ad addomesticare questo pallone, ancora lo scambio con il compagno con grande qualità, poi arriva l'errore, Zeliak prova ad allontanare il pallone, vediamo. Fallo, no. Prende fallo Nepi e fa rifiatare i suoi. Chiudevo la considerazione che non la vedo neanche così particolarmente brillante sul recupero palla, lui che è un motorino che corre per tutto il campo sul portatore di palla, insomma dà sempre fastidio. Ma questa è una tendenza nelle ultime due partite, ma non so, o è un momento di fase di stanca oppure è posizionato magari male o non trova i compagni a cui servire.
avremmo bisogno del miglior Krajl, insomma. Lecco che prova a tenere il pallone, non riesce però a imbastire l'azione offensiva. Buono, no, calcio di punizione. Ci prendiamo intanto un piccolo break, dai. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. La più grande occasione del Lecco arriva in questo momento al 65esimo, cross dalla destra, e chi se non Ganz si avvita nel cuore dell'area, vicino all'area piccola, e di testa manda fil di palo sul cross di Zeliak. Prende il tempo bene i due difensori, Sì, si però tuffa Donnarumma. c'era Donnarumma. Donnarumma c'era, però insomma una delle occasioni più pericolose arriva adesso. Eccolo qua, fuori Ceravolo, dentro Santini. Ex Alessandria. All'andata fu uno dei migliori giocatori, ricordo la partita. 65esimo. Ha fatto parecchi cambi il Padova, vabbè. D'altra parte chi entra, chi esce, il parco giocatori a disposizione di Mister Pavanel o Pavanel è importante. Assolutamente importante, insomma, perché adesso davanti ha comunque buona qualità con Jelenic e Santini. Riportiamoci in avanti. Ci parlo dello scatenato bifulco. Adesso Lecco cerca di manovrare, far uscire un po' il Padova per poi dare le palle lunghe. Non ho visto particolare. Ganz chiama palla, bello, ha aspettato. Limite dell'area, poi Ronaldo può palleggiare con calma, far ripartire Jelenic. Non si è concretizzata nemmeno questa occasione per il Lecco, che sta palleggiando sicuramente meglio. Diciamo che Falbuso prova ad andare in velocità, si autolancia sul contrasto di un avversario, poi bravo il Padova nello stretto a mantenere il possesso del pallone. Mister, probabilmente sarebbe stata diversa la partita se senza quel gol di Ronaldo. In questo momento poteva essere bene in partita. Sì, era diciamo il momento forse migliore del Lecco, e questo 2-0 diciamo ha quasi un po' spento tutte le speranze, perché adesso comunque i minuti sono così, mancano 22 minuti e insomma fare 2 gol a questo Padova è sempre proprio un'impresa, però nello stesso tempo comunque stiamo vedendo un Lecco che ci sta provando, perlomeno a livello di palleggio, a livello di voglia, a livello di tentativi di andare un po' a riaprirla, anche se non è semplice, perché troviamo di fronte a una squadra che sicuramente concede poco e la vedo dura rimettere in piedi una partita così. Lora dentro, esce Masini al 67esimo. Ecco che poco fa ha avuto una delle sue migliori occasioni con Ganz, tanto Nepi lotta, difende bene un pallone in uscita, poi appoggia per i compagni Capoferri, poi il velo di Buso. Ganz può soltanto toccarla per Nepi. È uscita, peccato. Sì. Era una buona occasione per il contropiede. Non si concretizza anche in questo caso. Non so, mister, tu cosa dici? Non ho visto un lancio lungo per Nepi per far salire la squadra. È contrastato bene o è un'opzione che De Paola non ha previsto oggi? Ma vedo che comunque usciamo sempre con questi scambi rasoterra, con queste giocate vicine. I lanci ne abbiamo fatti veramente pochi, molto probabilmente sono in fiducia. Esce Pissardo e anticipa Jelenic, anzi scusate, Santini.
sul lancio lungo, poi prova a far ripartire ancora una volta Ronaldo e i suoi, la sventagliata dall'altra parte sulla linea del passaggio, prova in un primo momento almeno a farsi trovare pronto il Lecco che riconquista palla, poi ancora Bello. Santini sbaglia in occasione di servire Dezzi, prova a ripartire il Lecco con lancio lungo, il colpo di testa però di Aieti, in anticipo su Ganz nella corsa in verticale, e dunque abbiamo visto perché non facciamo i lanci lunghi. Nuovo possesso. Aieti che è un giocatore, Sì. ce lo ricordavamo nel Benevento in Serie A sì. un paio d'anni fa. Insomma, un giocatore a cui prestanza fisica e il senso della posizione non si Abbiamo di fronte a giocatori di categoria superiore. Sono d'accordo con te. Quello che è mancato forse un po' oggi al Lecco, intanto il quarto uomo parla con De Paola. Sì. Sono mancate un po' le fasce al Lecco. Era Malgrati, scusa, non l'ho visto bene. Scusate, mi sembra uguale al quarto uomo. Perché hanno più meno leggera sia il quarto uomo che... Bravo, visto. Sì. No, perché sennò se viene il quarto uomo dagli... Mi fanno segno che ho bevuto. Sei andato a fare l'aperitivo prima alla fine del tempo al barco a fuori. Non ho fatto in tempo neanche a bere caffè. Ganz apre male però il gioco, a sinistra non può servire Buso, allora il break ancora una volta del Padova che ora naturalmente gioca col vento in poppa, non che ne avesse bisogno prima. Il cross dalla destra di Germano Pissardo, questa volta bravo. Esce coi guantoni, presa alta, dimostra una sicurezza che per una porzione di partita aveva un po' smarrito. Quest'oggi insomma ci può stare, dopo il gol sicuramente condizionato un po' Pissardo perché doveva e poteva fare meglio sul gol, e lo sa benissimo anche il portierone bluceleste. 70esimo adesso Luc Manzoni intanto mi corregge, dice che l'Euganeo secondo lui è uno dei peggiori d'Italia, per questo che lo stanno ristrutturando. Sì, io mi riferivo a qualche anno fa, onestamente. In particolare le curve che erano posizionate a 50 metri dal campo, era un impianto davvero vergognoso, ma con questi lavori sta per diventare molto bello. Tanto ci scrivono Forza Egitto e poi Ronaldo con i cuoricini, evidentemente qualcuno da Padova. Leonardo dai, è un po' difficile però adesso, grazie all'arbitro 59 siamo ancora al primo tempo. Sì, in effetti hanno migliorato dietro le curve una parte perché praticamente l'hanno avvicinata alla porta, l'altra è ancora vecchio con la pista, è ancora distante. Sì. Però 70esimo, adesso l'Ecco sta cercando di manovrare e stavo dicendo che sono mancate un po'. 1-2 bello a sinistra, Ganz si va a prendere questo pallone, c'era stato uno scambio buono tra Kraja e Capoferri. Ammonito, attenzione. No. Fermato il gioco, ci sarà calcio di punizione in favore del Padova. Intanto sta per arrivare finalmente il momento di Taleng, se la gioca questa carta, quantomeno per l'esordio De Paola. Questi ultimi 20 minuti ci sta, non hai più molto, le provi tutte, non hai molto da chiedere, se non cercare di giocare. Esce Nepi, entra Taleng. Quale migliore occasione per provare? Quale migliore occasione? Non hai più nulla da perdere a questo punto. Te la giochi? Prestante, insomma. Ci prendiamo una piccola pausa sull'ingresso di Taleng. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. And I'm feeling Less normal, more Mokka. L'energia di domani è Opel Simply Electric. Nuovo Opel Mokka. Scoprilo nei concessionari e su opel.it. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia. Via Fratelli Figini 10, Lecco. Salaluciano.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Ronaldo e uno dell'Ecco che sono rimasti. C'è stato uno scontro sulla tre quarti, proprio un frontale tra Ronaldo e un giocatore dell'Ecco. Sembra Vasic, così su due piedi. E sono rimasti, sembra che no, niente, anche quello dell'Ecco insieme a Vasic non ha avuto niente di particolare. Inquadrati i tifosi dell'Ecco, siamo sempre sul 2-0 per il Padova, 73esimo passato
da qualche secondo e il portiere del Padova. Ora momento anche di fase di stanca della partita, Sì. no mister? Perché l'altra parte del un po' i Padova, cambi, un po' il risultato. Padova la partita in ghiacciaia fondamentalmente, anche se mancherebbero 20 minuti col recupero probabilmente, ma non ci sono avvisaglie in questo momento, servirebbe un episodio per provare a riaprirla. Attenzione al lancio lungo per Santini, colpo di testa all'indietro, bravo di Marzorati. Considerando sempre che un turno infrasettimanale viene fuori anche un po' la partita della domenica, insomma. Poi noi giocheremo domenica ancora, no? Adesso non ho sotto mano il calendario, vado a recuperarlo. Sì, non sembra, ma insomma il giocare una partita ogni 3 o 4 giorni diventa... in questa sì. fase poi si giocherà anche settimana prossima di mercoledì. tanto- Taleng intanto si guadagna un buon calcio di Esatto, sì. Aveva difeso Sulla la tre palla quarti, col zona corpo imponente e il difensore da dietro avversario l'ha strattonato, l'ha fatto cadere. Domenica 20 febbraio, Lecco-Mantova, ore 14:30. Padova invece va a Trento, si gioca tutti alle 14:30 domenica alla vecchia maniera, Sì. alla vecchia maniera. Mentre invece poi per Allora. quanto riguarda la 29esima giornata di campionato, Vediamo tutti in area, c'è sono l'ora tutti sulla dietro. palla. No, poi si giocherà domenica 27, no? Allora ho contato male Sì, io, la settimana mezzo. sarà dopo, palla buttata in mezzo, a cercare i Taleng, l'anticipo, poi colpo di testa, una serie di colpi di testa, mantiene il possesso Battistini, si gira, la palla su destro, apre sulla destra col cross Bello. il mancino, la può solo toccare Ganz di testa, la palla sfila verso l'altra parte del campo, poi viene buttata fuori da Germano. Il tackle di Vasic non può però impedire al Padova di ripartire. Il cambio di gioco ora a sinistra, mette giù palla bene come al solito Bifulco, poi allarga sulla destra. Jelenic invece non ha proprio esattamente lo stesso stop, punta Capoferri, lo scarico all'indietro per Germano, l'1-2, palla sul mancino per Jelenic che crossa sul secondo palo. Qua in due, vediamo se riescono ad allontanare i giocatori del Lecco. C'è Dezzi però che può mantenere vivo il possesso del Padova, ma si accontenta di ripartire all'indietro da Monaco. È calato un po' il ritmo, come dicevi tu, mister. Sì. Stante il risultato, insomma, sembra che le due squadre abbiano ridotto un po'. Loro stanno controllando, sono in cercano qualche controllo. fiammata, abbiamo visto. Sì. ma non stanno spingendo. Si sentono sicuri, il Lecco spingendo. non demorde, ma insomma mi sembra sostituzione se non sbaglio. Quindi entra della Latta, esce Dezzi. Ex Piacenza del Latta. Tutti i giocatori 76esimo di qualità, di esperienza. Chi togli metti cambia niente. Qui si vede tutta la differenza. Poi anche guarda l'anno di nascita della panchina. Sì. Sono tutti. Non c'è neanche uno vecchi. sopra il 95, diciamo, no? No. Nato dopo il 95. Sì. Questo ti dà la differenza tra una squadra costruita per vincere il campionato, comunque poi non lo vince, arrivi secondo ai playoff, però quella è la dimensione del Padova di quest'anno. È una squadra che invece ha un gruppo di giovani fondamentalmente. Le presenze che hanno i giocatori del Padova in categoria, le presenze che hanno i giocatori del Lecco. Se diventa troppo lungo farlo adesso. No, dico sì, però, no, vedendo certo, però i campionati e le presenze sarebbe che veramente hanno, interessante farlo. La differenza di presenze che hanno le due squadre è sicuramente importante. Questa è la 23esima volta che si affrontano Padova e Lecco dei 22 precedenti, 14 vittorie venete, 4 pareggi, 4 le vittorie del Lecco, che ora ci prova sulla destra il passaggio di Vasic a cercare l'inserimento di Zeliak, c'è l'anticipo secco su di lui, Settembrini che prova a far ripartire i suoi con lancio lungo per Santini, si perde però nelle maglie blu celesti della difesa, e allora Pissardo scambia con Marzorati. Poco però movimento anche qua dei giocatori del Lecco, si deve ripartire proprio da molto lontano, diventa difficile francamente costruire così. 78esimo, Pissardo 78esimo. Completamente fuori dalla porta. In attesa del Ripetiamo, passaggio. certo si doveva fare qualcosa in più, intanto si scontrano in due. Italeng, Crampi. un giocatore che ha i crampi del Padova, va a soccorrerlo Ronaldo, Aieti, sì. E, vedo il barbone, mi sembra proprio lui, adesso si rialza,
poteva e doveva fare qualcosa in più il Lecco, non ce la sentiamo però di l'altro, quando. perché Ieti è pelato con la barba. Ah scusa, sì, hai ragione, io ho visto la barba quando era sdraiato, poi si è tirato su uno. Deve essere curcio. Ok, Ieti è questo. Sì, no, e lo vedevo sdraiato, vedevo il pizzetto da sdraiato, poi si è alzato e aveva il pizzetto anche in testa, quindi non... è curcio. Una serie di pizzettoni del Padova. 79esimo. Agli applausi del pubblico del Padova per la propria squadra che sta conducendo per 2-0, ci viene mostrata in questo momento da Eleven. Andiamo a vedere anche. Certo è che quest'anno insomma Padova che ha attrezzato una squadra, sta facendo un campionato, poi si trova un Sud Tirol che fa il campionato della vita, 1-0, e quindi c'è poco anche da dire da questo punto di vista, e quindi diventa, certo che vabbè, tanto fallo fischiato ai Taleng, 80esimo in questo momento. Sì. Anche andando in playoff penso che questa squadra non abbia particolari, insomma, pur dovendo sempre lottare, non avrà, penso, particolari problemi nel passare i turni, quantomeno i primi. 80esimo, ancora il Padova in attacco. Però palla a sinistra, Zeliak prova ad andare a chiudere il neoentrato che prova a metterla dentro, poi il neoentrato della latta, poi mantiene il possesso palla Lecco che prova a uscire bene. Attenzione alla possibile ripartenza, bello il cambio di gioco di prima centralmente, può andare davanti alla porta, lo stop non è dei migliori. Buso entra in area, Buso viene giù, se c'è calcio di rigore. Sì. E c'è calcio di rigore, e alla fine del primo tempo Ivan qua in regia gli ho detto guarda che ci sì. Mi permetto di dire che a Ivan, che in regia oggi, ho detto alla fine del primo tempo ci vuole un rigore perché il Padova è l'unica squadra del girone che non l'ha mai fischiato, ha avuto fischiato contro un rigore. Buso lanciato nelle praterie va a difendere bene poi dopo uno stop, il primo non fantastico, poi subisce il fallo di Jelenec, l'ha toccato, sì, rigore netto. E allora il Lecco può provare ad aprirla dal nulla. Perché sembrava che il rigore l'avesse dato per il tocco di mano sulla schiena di Buso, invece nel recuperare l'intervento il piede di Buso ha toccato, o il difensore ha toccato il piede di Buso, e di conseguenza rigore. 81esimo fra 10 secondi sul dischetto Ganza per il possibile 2-1. Ganz dal dischetto. Forza. Contro Donnarumma, va Ganza, 2-1, dai ragazzi che si riapre. 9 minuti per sperare, abbiamo detto un episodio può riaprire questo match, ragazzi. Sì, è arrivato l'episodio, costruito bene perché Buso fa una gran giocata, Sì. Buso fa una gran giocata. Ha fatto un 40 metri, ha bruciato il difensore. Ha fatto bene il primo stop che ha guadagnato quei 10 metri che non hanno più preso. Intanto Ganz, vado a memoria, ne parlavo con Matteo stamattina, batte il record di gol consecutivi in maglia blu celeste, se non sbaglio diventano 6. 6 in 5 partite. Sì. Per la cronaca i tifosi del Lecco hanno tolto tutte, non penso che faccia caldissimo a Padova, per usare un eufemismo. Attenzione ancora Lecco che ora ci prova con lo scatenato, Ganz a sinistra va a prendere il pallone lui, resiste a un attacco, ora Padova che gioco forza dovrà difendersi e anche rischiare qualcosina, magari un po' anche impaurito. Buono il fraseggio dei giocatori del Lecco qui, però non possono servire Buso, allora ha rinviato, ma non c'è nessuno davanti al Padova che ora ha un pochino di paura, Sì, è un'altra partita, l'episodio. Certo che il calcio è proprio partita in totale controllo del Padova, contropiede del Lecco 2-1, e adesso insomma chi ha paura è il Padova, perché non possono più non hanno sbagliato pressoché niente, però insomma siamo lì. Centralmente lo difende il pallone, si prende calcio di punizione, ora va bene tutto, va davvero bene tutto. Ci vediamo una piccola pausa. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio.
Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15 a Oggiono, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Le scintille in campo tra Italeng e Monaco dopo che non ha visto male Ganz era andato a segnare il gol ma in fuorigioco. Un chilometro di fuorigioco. Sì, no, era netta la posizione di offside. Scintille, Italeng è un armadio, tra l'altro anche lui va contro un altro armadio come Monaco. Rivediamo Lora dalla tre quarti senza peso, una palla buttata al di là della linea, netta la posizione di Vasic, non di Ganz, scusate, mi correggo, che col sinistro manda in rete alle spalle di Donnarumma, ma era tutto fermo. Sì, Monaco ha provocato Vasic. Perché ora si stanno un po' spaventando anche loro, sì, perché Lecco ci sta provando. Italeng va a fare grande pressione su Santini, poi palla all'indietro, ancora il numero 7 del Padova che prova a far ripartire i suoi dopo qualche minuto di ambasce, 2-1 con il rigore di Ganz, calciato in maniera magistrale dal 9 Luceleste, che ha riaperto la partita, lo ricordiamo. Ganz da record eguaglia Franza, il grande bomber brasiliano, con la quinta partita in rete consecutiva. Va sulla destra Monaco, crossa sul secondo palo, la palla sfila, la recupera dalla latta. Sì, attenzione. La rimorchio all'indietro, non viene fatto calciare, e c'è fallo di Italeng. Attenzione, perché da lì il destro di Ronaldo, De Paula sugli scudi fuori dall'area, che va subito a prendersi la palla. Sì. 85esimo e 15 secondi, punizione per il Padova dalla estrema sinistra. Il destro di Ronaldo, attenzione al piede educato, fatato del numero 10 del Padova, che ha già fatto vedere in questa partita, purtroppo ai noi, quello di cui è capace. Vediamo, brivido all'86esimo, dai ragazzi, resistere a questo calcio di punizione, perché poi si può andare a giocare un finale rovente, visti gli ultimi minuti, in cui cercare di pareggiarla, che sarebbe doppia barriera, che sarebbe manna dal cielo. Ronaldo traversa. Pissardo la tocca, la palla sfiora la traversa, ma Pissardo l'ha toccata, Sì, che punizione. Qui, ragazzi. ancora una volta, non so se sarebbe entrata la palla, rivediamo, perché era proprio diretta probabilmente sulla traversa. Non si fida Pissardo, che fa un grande intervento comunque. Sì. Calcio d'angolo. Tutti in area. Vediamo un po', siamo all'86esimo, 14 secondi. Tutti i giocatori che si marcano uomo a uomo, qualcuno l'angolo battuto lungo, prova un intervento difficile dalla latta, poi vediamo se Lecco riesce a ripartire. No, però c'era lì Ganz ben appostato. Vediamo se qui no, ancora una volta Jelenic che può far ripartire i suoi, di Fulco sulla destra, poi esce bene il Lecco e non concede spazi al Padova. Fatto sta che però è il Padova stesso a giocare, ad avere il possesso palla, mentre bisognerebbe crearsi, però la buttano fuori, crearsi un'opportunità, un'ultima opportunità c'è, un'opportunità in questi ultimi 10 minuti col recupero, diciamo, siamo all'87esimo, mi aspetto almeno 5 minuti di recupero. Fallo commesso da Capoferri, sì o no? Sì, no, rimessa laterale. Noi abbiamo degli ottimi contropiedisti, se sbagliano un passaggio mentre sono in avanti possiamo far male, perché questo è il momento in cui loro sono ritornati in attacco per cercare di ribadire, insomma, mettere in tranquillità il risultato. Tanto vanno a parlare anche con la panchina del Padova, mi mette un po' di nervosismo anche lì. Sì. Era fallo. Sì, calcio di punizione, no, avevamo visto giusto in un primo momento. 88esimo, calcio di punizione per il Padova, ma il Lecco lì è lì ancora vivo e cerca in qualche modo una palla per avviare un contropiede. Potrebbe essere, come in occasione del rigore guadagnato da Buso, fondamentale. Deviazione, eccolo
Qui la alza, Buso non guarda, c'era Italeng ben appostato da una parte, Gantz dall'altra. Salite ragazzi. La pressione di Gantz su Donnarumma, il rilancio del portiere numero 22, colpo di testa di Battistini, colpo di testa di Jelenic, poi Lora, vediamo dai Filippo, il lancio, il cambio lungo su Italeng a sinistra, però buon gioco Germano, Italeng lo spinge, guarda la rimessa laterale, Sì. Bravo Italeng. Di furbizia ha spinto fallo. Fuori gioco. Fuori gioco? O fallo fuori gioco? Fallo. Sì. Adesso crampi nella Ma è difesa già del la seconda fallo. volta, anche prima. Insomma, vabbè, lo stesso giocatore. Esperta, ragazzi. Inizia a fare anche queste cose, naturalmente. Vediamo se c'è qualche commento in questo finale. Samuele Pelladoni, forza ragazzi. Si rialza Monaco, parla col portiere, guarito magicamente, non ha nulla. Però insomma lo sappiamo, qualche perdita di tempo. Spezzano il ritmo, ci sta, però. 89esimo. Dobbiamo riuscire così, magari. 3-0 dalla Pro Sesto a Busto Arsizio con la Pro Patria, a buttare su una palla. 1-1 tra Pergolettese e Legnago, 3-1 Mantova Seregno, 3-0 dalla Pro Vercelli a Salò, 1-1 tra Fiorenzuola e Trento. Questo sugli altri campi, ma restiamo all'Euganeo perché siamo 2-1 per il Padova. L'apertura sulla destra per lo scatenato Germano, lo chiude bene Capoferri, c'è però rimessa per il Padova. Sì. Germano con calma vuole guadagnare qualche secondo, 89-40 sul cronometro, vanno nei pressi della bandierina. L'ultimo a toccare Buso. C'è rimessa ancora in zona d'attacco, sempre il numero 8 in maglia biancorossa che trova Santini difende bene il pallone, ora vediamo se cerca la rimessa laterale. No. 4 minuti di recupero, 90esimo proprio in questo momento. Ne volevamo 5 noi, avevamo pronosticato 5 minuti. 4 minuti, bisogna accontentarsi, in 4 minuti cercare di creare un'occasione per offendere la porta di Donnarumma. Lancio lungo di Pissardo, Italeng va a vuoto, colpo di testa di Germano, ha messo fallo però Kraja su Ronaldo. L'esperienza dei giocatori del Padova ha fischiato quello prima di Italeng. L'esperienza comunque dei giocatori del Padova che stanno andando a prendersi mister anche dei falli in questa fase decisiva molto importanti. Lo dicevamo prima, media età, presenze in categoria ti fanno capire cosa devi fare in questi minuti. Nostra. Dai, forza ragazzi. Messa per il Lecco, dai ragazzi. 90-45esimo. De Paola sorride. Se la ride. Un po' nervosamente. La cartapalle che tiene la palla in mano. Colpo di testa di Italeng. Ha massacrato, adesso giallo per Italeng che va ancora con Monaco. Continuano a beccarsi. Molto. Perché Italeng è entrato un po' scordinato sul immagino anche cosa può dire di Monaco. Sì. Ecco, l'hanno giocatore esperto, non bisogna ragazzino giovane attaccare, cadere nelle provocazioni in questi ultimi 4 minuti, 1 minuto e mezzo. Italeng comunque fa vedere veramente un fisico è un battagliero, non si tira indietro. E poi è entrato col piglio giusto, mi sta piacendo anche. Sta caricando molto la squadra. Bravo, quando c'è da andare a fare la guerra. Sicuramente un uomo che può una pedina utile. Lancio lungo di Pissardo, colpo di testa da allontanare, poi Battistini se la ritrova lì, ancora Zeliak, alza il pallone sulla destra, colpo di tacco, c'è un fallo di mano, non visto, no? Forse no. Lancio lungo su Santini, Marzorati di esperienza col fisico un po' male, pasticcia. C'è fallo però di Santini. Dai ragazzi, 2 minuti, 120 secondi per sperare ancora di riacciuffare il pareggio in questo finale di partita. Tutti su, batte Pissardo. Batte Pissardo, dai, lancio lungo del portierone blu celeste, il lancio dell'Ave Maria, la buca Italeng, non la tocca nessuno, la butta fuori, poi Aieti, se non ho visto male, attenzione Santini che prende palla da solo, contropiede, lo insegue Kraja e a destra Santini, bravo Kraja che interviene perché stava mandando Dezzi in porta, Santini nel contropiede, un minuto, c'è la rimessa laterale. Santini non ha nessuna voglia di andare a batterla, gli viene recapitato lì il pallone, la allontana, fa finta di niente. Cos'è questa cosa sferica?
sembra non avere mai visto la palla. Rimessa laterale, 1 minuto alla fine della partita. Germano. Se la prendiamo Pissardo lancia lungo. Cercano lungo, Marzorati non la tiene, la perdono. Bravissimo, va a prendersi il fallo. Buso. Adesso gli buttano via il pallone. Calcio di punizione, allora Pissardo, 40 secondi al termine, potrà lanciarla lunga dalla propria area di rigore, fondamentalmente un po' fuori. Pissardo lancia lungo, fase centrale, Taleng sovrastato, rimessa laterale per il Lecco. Dai, 30 secondi per sperare ancora. 30 secondi per sperare. Raccattapalle sono spariti. Sono spariti, 2 palloni in campo, da parte Capoferri, non sa chi servire, va lungo avanti a 6, Taleng anticipato. Poi palla buttata un po' davanti alla viva il parroco. Italeng fa scudo, conquista palla il pallone, riconquista il pallone Lecco, Kraja. Fallo! Finita. No, finisce qui, non c'è tempo di battere questa punizione. Poi parapiglia. Sì. Alle rovente, Buso e un altro giocatore che vanno a prendersi via, ragazzi. Non prendere anche cartellini adesso che potrebbero inficiare poi il prossimo match. Finisce 2-1, vince il Padova. Peccato perché ci avevamo sperato alla fine, l'avevamo riaperta con questo rigore. Potevano dargli il fallo qua, è l'ultima occasione. Sì. Sono nervosi, gli abbiamo dato fastidio, soprattutto Ronaldo ce l'ha con qualcuno dalla panchina. Sì, un po' di nervosismo, in realtà non sembrano animi troppo diciamo accesi. Che però nell'ultimo quarto d'ora è stato un po' rovente. Sì, l'hanno passato anche loro un po' sulla graticola, però il Padova ha avuto sicuramente un po' paura nel finale di gara. Non siamo riusciti però a conquistarci quell'ultima occasione possibile, il Lecco non è riuscito a crearla, però sicuramente il rigore di Ganza ha riaperto il match mettendo un po' di apprensione nelle file del Padova. Allora ci colleghiamo a breve con De Paola, lo vedo soddisfatto in volto, non ho visto... Probabilmente ha visto una reazione, una squadra che non ha sbracato, ha tenuto botta. Sì. Ecco, aspetto, intanto i giocatori vanno a salutare, rendere omaggio anche ai tifosi del Lecco al seguito oggi a Padova. La squadra però ha provato fino alla fine, su questo non si può dire nulla, a cospetto di una corazzata. No, ritorno sul gol, se vuoi proprio... C'è la mascotte del Padova, sì, ho visto il pollo lì nel tacchino. Da un punto di vista del folklore. Matteo, mi senti? Sì, ciao. Ecco qua, è come dice Luke che ci scrive: peccato ma è una sconfitta che fa poco male. Riassume un po' il pensiero del nostro amico da casa comune, perché il Lecco ha lottato nel secondo tempo, l'aveva riaperta, purtroppo non è riuscito ad avere un'occasione nel finale, però De Paola da questo punto di vista sarà sicuramente soddisfatto. Sì, dalla reazione sì, però chiaramente prendere voi stupidi obiettivamente. Ronaldo sei bravo quanto vogliamo, ragazzi. Però ne ha portati a scuola 5 cioè. Sì, no, però no, dico la verità sta nel mezzo, grande giocata, però 5 sono un po' troppi. Esatto, poi sì, quando le giocavo dicevo sì ragazzi, bravo lui, però buonanotte noi. Sì. Insomma, la anche Pissardo non è irresistibile sul tiro. No, ti dico, io dal campo ho avuto la percezione che il tiro comunque fosse veramente forte, rasoterra, ben calibrato, poi devo rivederlo. Stiamo rivedendo adesso, veramente è incredibile l'azione. Poi sì, no, il tiro era forte sicuramente, lo vede partire all'ultimo, la tocca con il palmo della mano, non la tiene, ci poteva forse anche starsi. Sì, non mi è sembrato sinceramente colpevole in qualche modo, però comunque stiamo parlando di una cosa che, di un'imperfezione eventualmente rispetto all'errore collettivo. Certo. Di squadra. La frittata era già fatta, anche perché poi Ronaldo va a calciare a 3 metri dalla porta, voglio dire, quindi... Sì, esattamente, quindi poi vabbè, insomma, credo onestamente che, ripeto come ho detto al termine del primo tempo, dopo siamo bravi tutti, però credo che la formazione iniziale sia stata veramente un po' troppo ambiziosa e ottimistica. Anche, sì, col seno di poi è facile, ripeto, però ve l'avevo detto già all'inizio partita che insomma, ok, coraggiosa sicuramente, però 7 under effettivi mi sono sembrati un po' troppi. Si è vista tutta la differenza, no, Matteo, di
esperienza tra le due squadre. Certo, Padova ha spinto 2 volte forte all'inizio dei 2 tempi, ha fatto 2 gol e poi l'ha capitalizzato al di là della nostra reazione. Bene quando sono entrati Buso e Gans, che hanno dimostrato ancora una volta di essere probabilmente in questo momento i migliori giocatori del Lecco, no? Sì, ma è entrato sicuramente Capoferri, che in questo momento io penso leader titolare oggi qui, è entrato Lora che qualcosina ha dato al centrocampo, dal punto di vista della personalità, magari non è che potesse fare chissà che. Gazza al solito ha fatto un tiro, ha fatto un gol, e Buso ha fatto il suo, ha dato fastidio in tutti i sensi, insomma. Sì, bravo a conquistarsi poi il rigore con un bel controllo e uno scatto di 40 metri. Esatto, sì, bravo a cercarselo, perché ti dico, avendolo qua a 15 metri a parti inverse mi sarei arrabbiato, certo. Però sapevo che questo arbitro ha il rigore facile tra virgolette, quindi promette anche un po' il suo vetro per me, quel tipo di fallo lì a rigore. Certo. Insomma, si va a casa con la sconfitta, però Matteo, in attesa della partita di domenica col Mantova ci sono comunque motivi per essere fiduciosi, no? Non ultimo comunque una classifica che continua a essere buona. No, sicuramente si sapeva che questa poteva essere una partita jolly tra virgolette, un po' quello che andava non dico sempre bene, però una sconfitta così importante. Assolutamente. Va bene Matteo, grazie. C'è una domanda di Beppe prima di salutarti. Vai Beppe. Ciao Matteo, velocissimo. Ciao. Dopo il gol del Lecco hai percepito un certo spavento, nervosismo nei giocatori del Padova? No, spavento no, nervosismo sì, in un momento dove è stato bravo Ronaldo ovviamente a gestire 3-4 palle sporche, a portare a casa 3-4 falli che hanno permesso di tenere il ritmo basso. È un po' ingenuo il talento, perché andava proprio a cercare per poi portare a casa falli che non esistevano, intendiamoci, perché enfatizzava molti contatti, però l'esperienza è stata tutta lì. Ho capito. Va bene Matteo, grazie. Ti lasciamo allora le tue incombenze lì allo stadio, le interviste, poi il rientro da Padova in serata. Buon rientro. Ciao. Grazie, ciao. Commento finale per noi qui dallo studio, comincio con il mister. Mister, tu da allenatore, dopo una partita di questo genere, cosa diresti comunque ai tuoi ragazzi nel spogliatoio? Sicuramente sarei soddisfatto comunque dell'atteggiamento, perché comunque la squadra è stata in partita fino alla fine. Peccato che abbia trovato questa prodezza di Ronaldo, perché poi il 2-0 è stato quello che ha determinato un po' l'andamento della partita. Sicuramente ci sono buone possibilità per domenica per andare a fare comunque una partita ancora da protagonisti, perché la squadra è viva, la squadra gioca. Siamo sempre usciti comunque palla a terra con un buon fraseggio, nonostante tutti questi avvicendamenti la squadra ha un'identità, la squadra comunque in campo si comporta bene e oggi comunque ha tenuto testa una squadra che come dicevamo prima in questa categoria ha poco a che vedere. Assolutamente. Beppe, le scelte dall'inizio, diceva Matteo, rivedibili, una su tutte forse quella di Petrovic davanti, che oggi ancora una volta deluso. Sì, Petrovic probabilmente con De Paola ha letto il momento non proprio positivo del giocatore del Lecco, ha cercato in questa partita magari di rivitalizzarlo, ma non vi è riuscito. Non aggiungerei niente alla perfetta analisi del mister, se non che il calcio a volte è fatto di episodi contorti, perché un palo del Lecco, adesso personalmente ritengo che col tiro del Lecco abbia colpito il palo, ribaltamento di fronte e come abbiamo detto noi magari una punizione dal limite su Rolando, e saremmo qui magari a parlare di tutt'altra partita, ma vabbè, io sono soddisfatto della prestazione complessiva del Lecco. Ok, allora vi salutiamo, siamo in chiusura. Grazie a mister Giulio Invernizzi. Grazie a te, ciao a tutti. A Giuseppe Mazzolini. Grazie, buona serata. Salutiamo in regia Fausto Riva, allora anche da parte mia, da parte di Stefano Bolotta, una cordiale buona serata. Torniamo domenica prossima per Lecco Mantova.
Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.